che mamma Teresa è riuscita ad arrivare, lo dico ai miei ospiti perché sto leggendo questo libro bellissimo, Il viaggio di mamma Teresa. Non so, speriamo che Trump cambi idea, perché io sono molto preoccupata, queste mamme, mamma mia, in ansia per i loro figli. 19 gennaio 1957. Anna Adage ricorre oggi il 13° anniversario della tua morte e con le lacrime agli occhi termino questo mio memoriale. Ma nello stesso tempo mi sento felice perché già da un mese tu mi sei vicino e riposerai per sempre nel piccolo cimitero della tua parrocchia. Di tutti i sacrifici che ho fatto per portarti qui, di tutte le ore di angoscia che ho trascorso, pure di questo mi sento di essere felice, perché quanto ho fatto è stato solo per te. Addio Anna Adage e che Dio ti benedica. Questa mamma che è riuscita a portare a casa le spoglie dell'adorato figlio, e penso a tutte quelle mamme, come ho detto poco fa, che sono adesso in ansia per i loro figli, per le loro creature. Io non so, eppure questi uomini sono padri di famiglia, hanno figli, hanno nipoti, non so, vorrei capire se succedesse a loro, se si comporterebbero così, se i loro figli li mandano a fare queste guerre terribili, come mai non li mandano i loro figli, mandano gli altri? I loro figli dove sono? Cosa fanno? Detto questo saluto i graditissimi ospiti, il dottor Matteo Perilli, specializzato medico legale. Parleremo anche con lui di tante cose. Grazie anche all'avvocato Vincenzo Rienzi, avvocato Codacons. Buongiorno avvocato. Buongiorno, buongiorno. Grazie di essere qui. Allora, partirei proprio da lei, avvocato. Io non so cosa stia succedendo, però io penso che siamo molto preoccupati perché, a parte le guerre, ma con i stipendi, con le pensioni che ci sono, la maggior parte degli italiani non ce la fanno più. Io sono appena tornata in questo momento dal Banco Solidale, oggi festeggiamo i 16 anni del Banco Solidale, c'è già la coda fuori che aspetta questa borsa per riuscire a mangiare, per riuscire a vestirsi, e sono famiglie per bene, non abbiamo delinquenti e barboni, abbiamo famiglie per bene, pensionati, anche persone che lavorano ma non ce la fanno. Cosa sta succedendo? Questo paese che era la quarta potenza mondiale, siamo penultimi, ci batte solo la Grecia che è ultima. Prego avvocato. Che sta succedendo? Sta succedendo che i delinquenti vivono nelle grandi ville, nei grandi attici e, come diceva lei, le famiglie più povere, soprattutto quelle più numerose, si ritrovano a dover andare a cercare il pasto al Banco Solidale. Anzi, ben vengano e siano benedette queste iniziative, diciamo, che vengono fatte in favore dei cittadini, che diventano peraltro, stanno diventando sempre più importanti e sempre più determinanti per far sì che quel grandissimo divario che si sta amplificando sempre di più, ogni anno di più, tra i ricchi e i poveri. I dati sono assolutissimamente emblematici. Rispetto a 5 anni fa c'è un aumento percentuale incredibile di famiglie che vivono sotto la soglia della povertà, cioè al di sotto di quel minimo di reddito, pensate un po', che è indispensabile per poter far fronte ai bisogni primari, e ricordiamo che per bisogni primari intendiamo soltanto il mangiare, il bere, il dormire, ma non anche, per esempio, diciamo, tutto quello che è il comparto della sanità, e quindi non possono, comunque sono famiglie che comunque non possono curarsi. Questo divario purtroppo negli ultimi 5 anni è andato mano a mano aumentando. Che cosa voglio dire? Che ci sono sempre più famiglie povere che vivono quindi sotto la soglia minima prevista dalla legge, che determina proprio l'insorgere di una situazione di povertà assoluta, pensate un po', mentre dall'altro lato il ceto medio-alto continua, diciamo, ecco, tra virgolette, a vivere una condizione che, seppur chiaramente subisce un influsso negativo dai fattori della crisi, in ogni caso chiaramente, diciamo, ecco, non ha un impatto tale questa crisi che li porta a dover andare a cercare, appunto, diciamo, ecco, il proprio pasto al Banco Solidale o in altre, diciamo, iniziative della stessa natura, che, ripeto, siano benedette in questo periodo storico, perché purtroppo poi, se andiamo a guardare la nostra politica finanziaria, la nostra situazione politico-economica, politico-finanziaria attuale, chiaramente la guerra in Medio Oriente altro non fa che creare che peggiorare ancora di più una situazione che già dall'anno scorso, quando la guerra non c'era,
o meglio, non c'era la guerra in Medio Oriente, ce n'erano tante altre, diciamo, ecco, c'erano almeno altre 2 di guerre. Questa terza guerra, tra virgolette, diciamo, ecco, che è stata intentata in questo caso da Israele e dagli Stati Uniti, potrebbe portare delle conseguenze ancora peggiori, perché vi ricordo che il prossimo futuro sarà determinante, i prossimi mesi saranno determinanti per capire se effettivamente si verificherà un folle aumento del costo dell'energia, e quindi diciamo l'energia vuol dire le bollette. Per quanto riguarda i carburanti i problemi già ci sono, perché è vero che c'è stato l'abbattimento delle accise del 25%, ma questo lo voglio ribadire, lo sto dicendo, cercando di dire un po' dovunque, bisognava agire più sulle accise del diesel piuttosto che su quelle della benzina, perché da gennaio 2026 il diesel costa più della benzina a causa della ratifica da parte del nostro paese di una normativa comunitaria che impone delle accise superiori, quindi delle tasse in più per chi ha i mezzi a trazione diesel. Ma siccome i mezzi che trasportano i beni che noi andiamo a comprare, quindi che fanno parte del nostro carrello della spesa, sono a trazione diesel, tutto quello che riguarda quindi anche la nostra alimentazione, quindi mercato e supermercato, oggi ci va a costare di più, perché se un pieno di diesel per un camion prima costava 1,90 € al litro, adesso costa 2,60 €. Questo andate a capire, andate a immaginare soltanto quanto Guarda, questo lo dico può a me, ho appena influire. fatto il pieno sul mio furgone, ecco, venendo qua appunto con il volontario, e capite bene che è un disastro. Però, avvocato, mi scusi, ma mi spieghi, lei è anche un avvocato. Lei sta facendo i complimenti, come tutti i sindaci, gli onorevoli che ospiti, al mondo del volontariato, e poi ci ritroviamo con un mondo del volontariato che deve pagare per fare i volontari, con una burocrazia incredibile. Allora, lei è a Roma, siamo collegati con lei a Roma c'è il Parlamento che legifera e ci fanno anche le regole del gioco nella stanza dei bottoni. Ma come mai hanno infierito così tanto sul mondo del volontariato? Perché siamo veramente con le spalle al muro. Guardi, non mi parli di questo tema, guardi, No, ne perché è parlo un sì, l'ho tema che a invitata me fa apposta, arrabbiare proprio avvocato. da morire. Adesso le spiego anche perché mi fa arrabbiare. Pensi che il Codacons, che lo ricordo è un'associazione di volontariato, cioè che è fatta di avvocati che fanno questo mestiere in modo volontario, quindi gratuito. Ricordo che ha oltre 300.000 euro di debiti con l'Agenzia delle Entrate, che sono debiti nati e sorti a causa della necessità di pagare le tasse per accedere alla giustizia. Cioè, cosa voglio dire? Che le cause che noi facciamo oggi, e che sono unicamente, perché il Codacons fa soltanto cause legate chiaramente alla tutela del consumatore, sono tutte cause che per il quale il Codacons deve pagare un sacco di tasse, e il Codacons, che è un'associazione di volontariato, i soldi non ce l'ha molto spesso per pagare le tasse, e quindi poi viene pignorato dall'Agenzia delle Entrate. Quindi, e guardi, noi abbiamo fatto una battaglia per cercare di avere accesso alla gratuità dei tribunali per l'associazione, che è sempre stata rigettata da tutti i tribunali, però ci hanno sempre detto no, voi dovete pagare come tutti gli altri. Per carità, non voglio dire che noi dobbiamo essere dei privilegiati, voglio solo dire, e voglio anche ricordare, che la Codacons agisce esclusivamente nell'interesse dei cittadini, quindi fa solo battaglie nell'interesse dei cittadini, e invece di essere premiato viene salassato e anche pignorato dall'Agenzia delle Entrate. Molto chiaro. Adesso saluto anche l'altro ospite, saluto l'avvocato dottor Matteo Perilli. Allora, dottor Perilli, grazie intanto di essere qui. Con lei invece vorrei parlare di questi medici legali, di questi processi eterni, di queste prove che cambiano in continuazione. Dopo 20 anni si riescono a trovare delle prove che prima non erano state trovate, grazie anche a questi nuovi strumenti, grande tecnologia. Cosa ne pensa, dottor Perilli, di questa grande tecnologia che vi aiuta tantissimo? Veramente adesso abbiamo una tecnologia, avete visto, ecco, questo giro attorno alla Luna, cosa riescono a fare, scienza, ricerca e tecnologia. Ma noi siamo sicuri che poi arrivi veramente la verità, dottor Perilli, perché siete voi poi alla fine che noi dobbiamo ascoltare e che avete, ecco, il gioco in mano. Prego, dottor Perilli.
Anzitutto buongiorno a tutti anche gli ascoltatori e grazie per l'invito. Beh, la domanda è importante visti anche gli ultimi risvolti di cronaca a cui sicuramente sta facendo riferimento. Penso alla vicenda di Garlasco, per esempio, Per che sta esempio? riempiendo i nostri telegiornali. Beh, la risposta è semplicissima. Per fortuna che c'è la tecnologia, perché la medicina legale, così come tutte le scienze mediche, negli ultimi anni in particolare sta vivendo, penso, con gli avanzamenti tecnologici, con l'intelligenza artificiale, dei miglioramenti dal punto di vista delle nostre capacità di discrimine e di ricostruzione che permettono di risolvere dei casi che dapprima non erano o facilmente risolvibili o proprio erano impossibili da risolvere. La storia è piena, anche recente, di casi che sono stati chiusi a distanza di 20-30 anni. Pensiamo, soprattutto questo succede in America, per l'applicazione, per esempio, delle nuove tecniche di genomica, di ricostruzione genetica, per cui riusciamo oggi a risolvere i famosi cold case, quindi quelli senza un processo, senza un colpevole individuato, anche a distanza di tanti anni. Ovviamente questo apre un dibattito etico, cioè quanto effettivamente poi vi sia stato un buon giudizio all'epoca, ma dobbiamo ricordarci una cosa, cioè che il tribunale lavora con quelle che sono le conoscenze attuali e noi medici legali, noi tecnici siamo chiamati a fornire al giudice la migliore scienza e coscienza disponibile in questo momento per, l'avvocato lo sa bene, dare una verità che è una verità processuale, e che quindi è quella che è possibile ricostruire in ambito di tribunale, questo tanto in penale quanto anche in civile, insomma. Dottor Perilli, a me fa piacere averla ospite anche perché è un giovane medico legale. Cos'è che l'ha intrigata per diventare medico legale? Perché noi quando parliamo di medico legale andiamo nelle tenebre, nell'oscurità, che voi ricercate queste prove che devono essere inconfutabili per dare veramente la certezza di quello che è successo. Quando è stato intrigato da questa professione, dottor Perilli? Ma la medicina legale, la cosa che mi ha intrigato anzitutto è stata la missione della medicina legale, che più di altre, secondo me, poi ovviamente è un parere personale che è quello che vi riporto, è una branca della medicina che è pensata, che è nata e che si è sviluppata negli anni per aiutare gli ultimi, perché le vittime sono sempre gli ultimi. Sono sempre le persone svantaggiate, sono sempre coloro che hanno avuto la peggio in una dinamica, e questo è tanto vero dal punto di vista, ripeto, penale, tanto altro vero dal punto di vista civile. E un altro aspetto che secondo me della medicina legale in questi anni noi stiamo vedendo che funziona anche, che sta portando effettivamente a dei risultati, è la gestione del cosiddetto rischio clinico, quindi tutto ciò, tutte quelle pratiche che vengono messe in atto all'interno degli ospedali e che sono mirate a migliorare la qualità di cura e la qualità di vita dei pazienti, e che negli ultimi anni, anche se se ne parla purtroppo male, con temi e con modi anche che non sono, diciamo, coerenti poi con quelle che sono le realtà che viviamo tutti i giorni sul territorio, stanno vivendo un vero e proprio miglioramento, un nuovo rinascimento. Diciamo che non esiste più il medico legale assicurativo semplice, assicurativo puro, esiste una figura ormai ibrida che lavora con la giustizia, per la giustizia, con le nuove conoscenze. Questo ha portato a dei miglioramenti fantastici, diciamo, per noi, e che per me, ripeto, si traduce nell'aiutare gli ultimi. Quindi anche collegandosi al discorso che si faceva poc'anzi sul volontariato e su tutto ciò che è l'aiutare le persone che ne hanno bisogno, insomma. La ringrazio, dottor Perilli, le faccio ancora i complimenti perché almeno abbiamo, ecco, un barlume di speranza che questo mondo cambi grazie a voi. Io sono dell'idea che il mondo sarà cambiato dai giovani, tanto è vero che io dico che darei
il voto farei votare i 17enni, come capita anche in altre realtà che abbiamo, e quando mi dicono che non sono pronti mi arrabbio da morire, perché me lo dicono persone che dovrebbero stare zitte almeno, perché io penso che invece io li ospito molte volte, spesso, fortunatamente al sabato quando sono a casa da scuola, oppure vengono con i loro insegnanti, e quando li intervisto e parlano io sento delle persone bravissime, preparatissime, anche se molto giovani, con le idee chiare, specialmente sul futuro. Certo che devono ancora capire, ecco, cosa intraprendere definitivamente, però hanno le idee chiare, soprattutto nel lavorare e vivere. Certo che vogliamo lavorare, ma vogliamo anche vivere, perché il mondo è cambiato per loro, non possiamo sempre guardare indietro e dire una volta, noi dobbiamo guardare avanti, loro stanno guardando avanti. Anzi, stanno correndo, stanno volando rispetto a una popolazione molte volte anche pigra, che non si rende conto che veramente, avete visto dove sta arrivando questa navicella vicino alla Luna, sempre più vicino, ma soprattutto grazie, come dice il dottor Perilli, questa scienza, questa ricerca, questa tecnologia, che se veramente si investe su questo cambierà il mondo, cambierà veramente il mondo. Il problema è che bisogna vedere dove impiegano questi soldi, perché se cominciamo a parlare di nucleare, io quando sento parlare di nucleare mi vengono i brividi, perché quando io ho dei fisici, non dei politici, dei fisici preparati che dicono lasciate perdere, per carità, questo discorso in Italia, lasciamo perdere, e poi sento ancora che qualche politico insiste a parlare di nucleare senza capire su che territorio, ecco, vive, ecco, con una fragilità enorme, mi vengono i brividi. Però sono molto fiduciosa per quanto riguarda i giovani, e noi dobbiamo aiutarli, perché veramente loro sono il nostro futuro, noi il passato, loro sono il nostro futuro. Detto questo, apro il centralino perché abbiamo Rinaldo. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella. Fermati Rinaldo, perché dobbiamo fare gli auguri a una creatura meravigliosa. Eccolo qua, è il nostro Sebastiano che compie 11 anni, che è la foto della mostra che è stata aperta il 3-4 aprile alla Loggia dei Cavalieri. Sabato saremo a Spresiano, perché da là inizierà questa mostra itinerante, proprio per spiegarlo ai miei ospiti, visto che il dottor Matteo Perilli ha parlato di ultimi, perché questa mostra è stata organizzata dai genitori, dalle mamme, dai papà di questi ragazzi che Mirella chiama diversamente agili, che hanno tutto il diritto di vivere la quotidianità che viviamo noi, che vivono tutti i ragazzi, e che qualcuno anche qua si è dimenticato di loro. Questi genitori che si sentono soli, che hanno dovuto rimboccarsi le maniche per creare il dopo di noi. Allora, tanti auguri intanto, caro Sebastiano, ti voglio un bene dell'anima, compie 11 anni. Allora Rinaldo, facciamo gli auguri a Sebastiano, dai. Caro Sebastiano, ho un nipote da 11 anni anch'io, per la tua età. Tanto ti faccio tanti auguri. E ti sei nato su un bel tempo, anche se il mondo c'è brutto, Sebastiano, va avanti, perché il c'è vostro, vostro, degli altri giovani, hai capito? Ti deve dare quello che ti vuoi, basta che ti impegni a studiare, ti dà qualche problema, ti superi i problemi, nel mondo sei morto tutti i potenti, ma il mondo non se la sta, va sempre avanti, e con gli altri giovani, anche se hai qualche problema, il mondo porta avanti. Caro Sebastiano, che ha 100 anni di questa vita che te devo fare, il meglio, il che curerà, però ti sei vivo, ti vivi e ti hai una mente che ti pensi, che ti sogni e ti fa... Veloce Rinaldo, veloce però, veloce. Ciao Sebastiano e tanti auguri. E mi voglio dire una roba solo, Mirella, volevo domandare ai politici perché Vigo deve lavorare 50 anni per andare in pensione e ogni 4 anni va in pensione. Va bene, quando che muore mia moglie tira 500 lire della pensione e ora gli tutta, e in più se non viene gli a suoi fioi, a suoi nipoti, ma perché sta di
disparità. Grazie Cosa Rinaldo, rende andiamo più- subito allora dall'avvocato Rienzi, è tema suo della Codacos, come mai c'è questo divario così grande? Ecco, siamo sempre noi quelli che paghiamo di più, che ci rimettiamo di più. È vero però che la politica nella bilancia veramente fa due pesi, due misure molto diverse, avvocato, bisogna pur cambiare le regole del gioco, prego. Ma allora diciamo che l'ultimo governo rispetto ai precedenti paradossalmente ha cercato di muoversi un pochettino in più verso la direzione dei meno abbienti, e questo perché? Perché è stato forse il primo negli ultimi 15 anni, 20 anni, adesso non mi ricordo, però è stato il primo governo effettivamente, diciamo, votato a livello politico e non nato a seguito, diciamo, ecco, di ragioni tecniche. Quindi un governo, diciamo, più legato al voto si presume che dovrebbe cercare di fare maggiormente gli interessi, diciamo, del popolo. Sono state fatte anche delle normative per cercare di agevolare, diciamo, ecco, questo processo di miglioramento. Purtroppo questa inversione di tendenza ad oggi non c'è stata, un po' perché probabilmente le norme non sono state adeguate a rilanciare quello che è il ceto più basso, e un po' anche perché poi noi scontiamo sempre, ricordiamocelo, da un lato i vincoli che ci impone la Comunità Europea e dall'altro il grandissimo problema della cosiddetta coperta corta, e che quindi se andiamo a tirare da una parte ci si scoprono i piedi dall'altra, ecco, e questo è un fatto ineluttabile che non possiamo sperare che arrivi il politico che ci salverà tutti quanti e ci farà vivere una vita bella e dignitosa. Purtroppo bisogna da un lato fare tanti sforzi e dall'altro cercare anche di comprendere che purtroppo le risorse che noi abbiamo a disposizione sono molto poche, anche a causa del grandissimo buco creato in Italia dall'evasione fiscale, che è un'altra, diciamo, ecco, di quelle enormi problematiche che sono poi la causa effettiva e principale, attenzione, di questa grande situazione di divario tra ceti, insomma, ecco. Io, scusate, ma vi devo salutare tra pochissimo, quindi se mi doveste, insomma, doveste passare poi la linea ad altri, vi ringrazio tantissimo e vi saluterò, ecco, perché Sì. devo, Allora, purtroppo l'ultima devo andare in domanda volevo udienza anche io. farle, avvocato, ma cosa spera? Perché qui si sta aprendo una primavera molto terribile, ma direi fragilissima, perché per fortuna che l'inverno è passato, ma io penso che anche le associazioni di categoria come la vostra, che proteggono e cercano di proteggere il consumatore, devono fare squadra e soprattutto farsi ascoltare, perché noi non abbiamo le carte da giocare, non riusciamo a sedere attorno a questi tavoli. Ecco, lei che tavolo spera per il futuro, avvocato? Ma guardi, Sì, perché siete voi alla fine che riuscite ad avere Mirella, questo rapporto. ma noi non ci invita nessuno ai tavoli, perché noi facciamo causa a tutti, quindi noi non stiamo simpatici a nessuno. Vabbè, ma Perché noi siamo la avvocato, voce prima o fuori dopo dal dovranno coro, siamo pure fare sempre un stati tavolo così. con voi, eh? Prima l'ha detto anche lei che il governo, questo governo sta cercando di cambiare, bisognerà pur che capiscono che le famiglie non ce la fanno più, siete voi il portavoce, siete voi che avete il polso della situazione, è inutile, nel bene e nel male dovranno pure ascoltare prima o dopo. Prego, avvocato. Ma magari, probabilmente vorrebbero anche farlo, purtroppo al momento hanno ben altre gatte da pelare, perché se la situazione prosegue ad essere quella che stiamo sentendo sui media in queste ultime ore, ripeto, nei prossimi mesi avremo ben altri problemi, insomma, che sono legati proprio all'interruzione del flusso di energia nel nostro paese e alla carenza di carburanti per fare il pieno alle nostre automobili. Speriamo che magari, come è stato, diciamo, è successo anche in passato, che oltre a portare ovviamente tanti risvolti negativi, possa portare, diciamo, ecco, gli italiani a fare un'esperienza diversa e a scegliere magari anche, per esempio, altri mezzi per potersi recare al lavoro, cambiare un pochettino le proprie abitudini per migliorare un po' anche
questa nostra attuale situazione. E per quanto riguarda i giovani, avvocato, visto che io ho puntato molto su loro, lei come li vede, cosa mi dice? Ecco, perché è un tema veramente importante, perché anche loro sono dei consumatori, anche attenti a mio avviso. Prego. Ma allora i giovani chiaramente sono il nostro futuro, sono la nostra più grande risorsa. Quello che suggerirei, ma non do la colpa ai giovani di questo, la do agli adulti, è di concentrarsi un pochettino di più sulla vita reale e un pochettino di meno sulla vita quella dei social network, che sta veramente modificando le nostre abitudini e peggiorando di gran lunga il nostro stile di vita. Su questo purtroppo i nostri giovani ci stanno cascando dentro in maniera molto importante, quindi non voglio dire che non si debbano usare i social network, ma voglio dire che questi debbano essere fortemente limitati, soprattutto per chi ha la minore età, per chi non ha ancora, diciamo, raggiunto il 18° anno di età, cosa che poi effettivamente dovrebbe essere così per legge, ma poi di fatto sappiamo tutti che le regole dei social network sono troppo facilmente bypassabili. Questa è un'altra nostra grandissima battaglia che stiamo facendo, peraltro in tribunale. Peraltro in tribunale. Allora noi ringraziamo e salutiamo l'avvocato Vincenzo Rienzi, avvocato della Coda Grazie a Conso. voi, grazie mille, Grazie sempre molto avvocato gentili. di essere stato con noi, buon lavoro, perché anche voi dovete fare la vostra parte come tutti noi e speriamo che le cose cambino, perché veramente è un momento molto particolare. Grazie. Allora adesso andiamo a vedere questo primo esame di medicina e andiamo a Padova. Erano 32.519 gli studenti iscritti al primo test per i corsi di medicina, veterinaria e odontoiatria per coronare un sogno e proseguire gli studi dopo il primo semestre aperto a tutti nelle università di Padova e Treviso. La seconda prova, per chi non superi questa o per chi rifiuterà il voto, sarà il 10 dicembre. Sono 3 prove, una di seguito all'altra per gli esami di fisica, chimica e propedeutica, biochimica e biologia, e sono fatte di seguito 45 minuti per rispondere ai 31 quesiti, un quarto d'ora per la consegna, ripartire e anche rilassarsi un momento. È la prima volta che viene applicata la riforma voluta dal ministro Bernini, che prevede l'accesso libero ai corsi dell'area medica e l'abolizione del numero chiuso e del test d'ingresso, sostituito da un percorso formativo di 6 mesi. Nessuna criticità nell'erogazione, è stato impegnativo organizzarlo, perché ci siamo trovati a dover gestire, dicevo appunto, 3.500 studenti, li abbiamo divisi in 6 canali, più o meno da 600 studenti ognuno. Abbiamo avuto problema di disponibilità di spazi, non abbiamo potuto fare lezioni in presenza se non nelle prime 4 settimane. Era nuovo per tutti questa metodologia di ingresso, quindi quello sforzo è stato per accompagnare gli studenti. Gli oltre 3.000 studenti iscritti sono stati distribuiti in una quarantina di classi e 6 sedi. L'esito dell'esame verrà pubblicato entro il 3 dicembre. Allora, io vorrei chiedere al dottor Matteo Perilli, ecco, come vede queste università, questi ragazzi che con tanta fatica cercano anche là di trovare un percorso adeguato e soprattutto questa fuga all'estero. Lei fortunatamente è rimasto in Italia, però molti se ne vanno. Ecco, come vede lei la situazione dal suo importante osservatorio, dottor Perilli? Beh, la situazione è sicuramente complicata, sicuramente più complicata di quando io mi sono iscritto a medicina ormai 10 anni fa. E questa riforma, su cui abbiamo avuto, se ricordi, già modo di parlare, di raccontarla ai telespettatori, oggettivamente ha poi evidenziato quelle che erano le sue carenze, nel senso che effettivamente non era un'apertura così d'emblée, ma come è stato ben raccontato ci sono stati dei test e oggi solo alcuni degli studenti, circa 1 su 10, effettivamente si è potuto iscrivere a Padova all'università scelta. Io purtroppo vedo che la medicina di oggi è figlia ed è vittima di una mala programmazione. I numeri che stanno entrando in questo momento sono eccessivi rispetto a quelle che saranno le necessità di un domani, anche vista probabilmente l'ingresso
in corsia dell'intelligenza artificiale, ma prima di questa, del termine di quella che è stata l'emergenza del numero di medici, insomma, sul territorio, perché i pensionamenti stanno arrivando verso una fine di questo picco che c'è stato in questi anni, e se ne aprirà invece un altro ben più grave dal punto di vista invece delle scienze infermieristiche, che stanno, e questi sono dati pubblici, noti a tutti, ricercabili facilmente su internet, stanno andando incontro ad una carenza che sarà molto più grave rispetto a quella dei medici. Per dare un'idea di un numero, già in questo momento la Regione Veneto sta cercando professionisti infermieri all'estero, non più medici, e nei prossimi anni si prevede un deficit fino a 10.000 unità solamente nella Regione Veneto, che è un numero, se ci pensiamo, enorme, che rischia di fermare dei reparti che avranno tanti medici, più di quelli che serviranno, ma non avranno delle figure che sono fondamentali per il funzionamento di un reparto, che sono gli infermieri. E questo nel futuro, ovviamente gli studenti che entrano oggi vivranno questo effetto sulla loro pelle, faranno fatica a lavorare, si rischiano dei disoccupati di lusso, e non sono stati ovviamente probabilmente avvisati ed istruiti su queste che sono delle situazioni di carenza prospettiche, ovviamente, che vedremo solamente tra anni. Questo mi preoccupa. In questo andare all'estero è una possibilità che già oggi tanti colleghi, penso solamente alla mia stretta cerchia di amici, almeno 4 persone che io conosco personalmente, rispetto a una ventina, diciamo, di figure strette, hanno scelto di continuare il loro percorso poi formativo e lavorativo all'estero, soprattutto verso Svizzera e Germania, devo dire, ma non solo, anche verso la Spagna, verso l'America. E perché? Perché in questa Italia, purtroppo, per meccanismi noti, non vi è stato modo, diciamo, di continuare, anche per un depauperamento del sistema universitario, la carriera accademica di ricerca e insomma, lavorativa che avrebbero voluto avere e che stanno avendo all'estero, sulle spalle delle tasse nostre, di cittadini italiani, che abbiamo pagato la loro formazione e che adesso li vediamo andare via, purtroppo. Però, dottor Perilli, il problema è che la prevenzione si fa con la programmazione, e lei giustamente ha detto non si è programmato. Io ho chirurghi anche molto importanti, i quali anche loro sono molto preoccupati perché mancano anche queste figure. Cioè c'è qualcosa che non ci dicono e non sappiamo. Nel senso, lei dice avremo medici anche in un numero molto consistente, però noi sentiamo che mancano medici e sentiamo che c'è sempre di più che stanno intraprendendo il percorso di andare nelle cliniche private, molti medici. E allora però io dico che quando tu fai un'operazione la fai nel pubblico, non la fai nel privato, il privato non ha questa possibilità. E quanto è importante lavorare nel pubblico, il vero laboratorio, è il pubblico dove voi entrate, veramente cercate di capire, è là che tu impari, o sbaglio, dottor Perilli, l'importanza del pubblico, perché qualcuno non lo spiega mica, perché sì, nel privato farai la visita, ma l'operazione la fai nel pubblico. Eppure si è cambiato direzione, invece di investire nel pubblico, o nella maniera, qualcuno dice, completamente sbagliata, si è creato un mondo enorme di realtà private, e uno quando sta male, giustamente, se ha la possibilità, e anche se ha poche possibilità, cerca di guarire subito e andare a farsi la visita. Però ricordatevi che il pubblico anche in futuro sarà fondamentale. Prego, dottor Perilli. Il pubblico non è che sarà fondamentale, è già oggi fondamentale. Purtroppo però va fatta una precisazione da subito. Porto un esempio che è molto semplice, che di fatto si riallaccia a quello che hai raccontato tu, e cioè che si dice che i medici mancano, ma mancano alcune figure specialistiche ben
specifiche, ben diciamo contingentate rispetto alle necessità. Mancano soprattutto nei territori più complessi, io penso soprattutto all'Alto Vicentino, piuttosto che al Cadore, piuttosto che a zone geograficamente complesse, diciamo, e soprattutto mancano nel pubblico, come dicevi. Non è che mancano in generale, la prova provata è che appunto attraverso i canali privati o piuttosto che i canali tramite l'Intramoenia, che non è da demonizzare, ma anzi, la visita è effettuabile nel giro di pochi giorni. Pochi giorni che vogliono dire che ovviamente il medico c'è e che è disponibile. In questo, come dici, purtroppo ci si scontra poi con una realtà dei fatti che le aziende private, essendo private, hanno necessità di bilancio che il pubblico, come da di fatto legge dello Stato, non ha in termini di guadagno, che l'SSN non mira al guadagno ma mira al massimo allo stare in pari, ma è un qualcosa che è sempre in perdita per definizione, porta a far sì che le operazioni maggiormente impattanti su quelle che sono le popolazioni, soprattutto quelle più in difficoltà, siano svolte nel pubblico piuttosto che nel privato, ma per un discorso che economicamente sono sconvenienti, i famosi DRG, per cui in privato è possibile fare operazioni, diciamo così, di routine o piccole, mentre invece nel pubblico ci si reca per tutto ciò che sono soprattutto le patologie oncologiche piuttosto che malattie più importanti, più impattanti appunto, che nel privato non vengono gestite e per mancanza di mezzi in taluni casi, ma anche talvolta per sconvenienza, proprio per difficoltà oggettive nella messa in pratica. Dottor Perilli, cosa ne pensa lei delle case di comunità? Perché ieri avevo il sindaco di Cittadella e sembra che a Cittadella le cose vadano un po' meglio anche qua nel Veneto. Lei cosa ne pensa, dottor Perilli? Allora, andrebbe chiesto, secondo me, anzitutto a coloro che ci dovranno lavorare, che sono i colleghi della medicina generale e i colleghi anche neolaureati della medicina di continuità, cioè le guardie mediche. Per come la vedo io, personalmente, sono una buona possibilità per il nostro territorio e per le nostre realtà, di fronte a delle carenze della medicina territoriale, ripeto, di organico più che di volontà, che di voglia da parte dei miei colleghi, e di difficoltà anche rispetto ad una domanda della popolazione che speriamo possa anche alleggerire quello che è il sistema di pronto soccorso, avere dei punti dove il cittadino sa che può recarsi ed avere assistenza medica. Si spera che insomma abbiano anche degli effetti positivi su quella che è la gestione del vero momento critico nel nostro sistema sanitario, che è la prima interfaccia con il mondo dell'ospedale e con il mondo delle cure, che si ha o a livello di pronto soccorso oppure a livello di medico di base, che tutti insomma conosciamo, può avere delle difficoltà in taluni casi, ripeto, soprattutto in quelle zone dove per motivi geografici o banalmente anche di numeri diventa più complesso per i nostri cittadini interfacciarsi con un primo medico di fiducia e che possa poi effettivamente indirizzarli adeguatamente alle cure. Allora andiamo a vedere anche questo servizio sempre a Padova, visto che parlavamo di medici, che ne avremo veramente un numero consistente, però al momento c'è carenza di medici. Andiamo a sentire. In Italia mancano più di 5.700 medici di medicina generale, secondo un'analisi della Fondazione Gimbe. Ogni medico di base assiste mediamente 1.400 pazienti, con picchi anche di 1.800, ben oltre la soglia ottimale dei 1.200.
In Veneto sono circa 700 i posti vacanti, legati anche ai mancati subentri dopo i pensionamenti. Con i pensionamenti abbiamo sicuramente una riduzione importante del numero di medici di medicina generale sul territorio e anche l'ultimo concorso delle scuole di specialità, su 250 posti in medicina generale ne sono stati occupati poco più di 80, quindi è una carenza che purtroppo continuerà nel tempo. La Regione ha aumentato l'importo della borsa di specialità, quindi aumentando la borsa di studio che ricevono questi medici in formazione, equiparandola a quella degli specialisti che seguono il percorso universitario, però c'è sicuramente molto da fare. Molte le aree che si trovano senza la copertura del medico di famiglia, come vi abbiamo raccontato, anche in provincia, dalla Bassa all'Alta Padovana. I medici che sono sul territorio devono tornare a fare i medici, per il presidente dell'Ordine di Padova. Bisogna ridurre il carico di burocrazia, permettere ai medici sul territorio che hanno molti pazienti di seguire più la parte clinica e meno la parte dei certificati, dei documenti, delle impegnative, in modo da permettere a questi colleghi di fare effettivamente i medici e di non ridursi a burocrati, perché questo sicuramente allontana molto i giovani medici da questa professione. Allora, dottor Perilli, quello che però traspare, siamo sempre là, che non bisogna sparare nel mucchio, nel senso si parla di medici, no, dobbiamo capire cosa manca e dove mancano, perché veramente poi la confusione regna sovrana, sembra che manchino medici dappertutto, invece bisogna spiegare dove mancano i medici. Il problema è che abbiamo una popolazione sempre più diversamente giovane, con tante patologie, e il punto di riferimento sarà anche in futuro il medico di medicina generale. E se queste case di comunità non partiranno, perché dove troviamo queste figure? Li togliamo dagli ospedali, li togliamo dagli ambulatori. Io ho tanti medici di medicina generale e di base anche. Avevo il dottor Gorini l'altro giorno, che è stato per anni presidente, e lui è molto preoccupato, è molto perplesso su questo andamento. E allora cosa faranno queste figure? Lei ad esempio lascerebbe la sua professione per andare a fare medico di base? Ma il discorso è questo, non è tanto da chiedere se io lascerei la mia professione perché creerei un buco da un'altra parte, ma è da chiedersi perché i neolaureati, che noi sappiamo, ripeto, per numeri, ed è fattuale, che sono superiori ai pensionamenti in termini anche qui assoluti, scelgono un percorso diverso e che è separato, va detto questo, rispetto alle altre specialità mediche, che non comprende la medicina generale nella gran parte dei casi, ed ovviamente questo purtroppo ha a che fare, come ha detto bene il Presidente dell'Ordine, anche con un carico di natura burocratica che non è più sostenibile, che non è più di fatto, che non permette di fare la materia per la quale ci siamo laureati, cioè il medico, perché di fronte ad assistiti 1500, talvolta anche 1800 assistiti, avere modo di visitare e di garantire a tutti un servizio diventa quasi umanamente impossibile, se non attraverso escamotage che purtroppo sappiamo rappresentano un problema per la nostra popolazione, perché tutti hanno diritto alle cure, hanno diritto alle migliori cure disponibili, alle migliori cure possibili, ma questo vuol dire anche rendere nuovamente attrattiva un percorso di lavoro che per quello che è attualmente la nostra impostazione è di fatto alternativo rispetto ad altri tipi di specializzazione, non può essere complementare, perché per esempio se io volessi fare il corso regionale per il medico, per la medicina generale, dovrei di fatto abbandonare la mia specializzazione, come dicevi tu, e ovviamente questo mi comporta delle problematiche dal punto di vista e etico e lavorativo e di sostentamento, perché ovviamente ormai, essendomi specializzato, anche se fresco di specializzazione, prospettiva, diciamo, di abbandonare quello che è il lavoro che in qualche modo ci si è scelti non è appetibile per tutti, e se è vero per me che sono neospecialista, figurarsi per specialisti che sono anche più avviati e che sono ancora di più in difficoltà. La verità è che purtroppo è un tipo di lavoro che
per motivi anche legati a una differenza nel rapporto medico-paziente, dove ci sono stati dei motivi di incomprensione storici nell'arco degli ultimi anni, è diventata sempre meno attrattiva, ma così come stranamente abbiamo delle carenze in aree dove la qualità della vita, che è importante, come veniva detto anche prima, dove questa è più carente, perché ripeto, la chirurgia per esempio è un'attività difficile dal punto di vista anche umano e pratico. La medicina di emergenza-urgenza uguale, ti pone di fronte a delle situazioni e a delle scelte di vita che talvolta fanno a pugni, usiamo questa semplificazione, con delle prospettive di famiglia, di sviluppo che ognuno di noi ha diritto ad avere, perché fare il medico comunque, anche se facciamo un giuramento, ma non è una missione purtroppo imposta da altri, ma è comunque una scelta di vita che deve essere compatibile con appunto la vita, non con un lavoro svolto H24 costantemente, purtroppo. Eppure, guardi, io la vedrei benissimo a fare il medico di famiglia, per la pazienza, per come spiega, perché delle volte ricevo queste telefonate che si sentono proprio buttati là, hanno bisogno di ascolto, hanno bisogno di fare la solita visita, loro ci tengono tantissimo. Comunque veramente la ringrazio anche per come si è espresso e per come ha spiegato come anche la situazione, ecco, dal suo punto di vista. È un giovane specializzato, appena finito come ha detto, però avete capito che sono molto preparati e hanno anche le idee molto chiare. Pubblicità. E prima di incontrare ancora il dottor Matteo Perilli andiamo a vedere sempre a Padova utilizzi medici, intelligenza artificiale. Poi sentiremo cosa ne pensa il dottor Perilli. Andiamo a sentire. Questa è una grande conferenza a livello mondiale, World Health Forum, saranno 4 giorni e i 2 giorni centrali saranno proprio dedicati ad esplorare ed investigare al meglio, con ospiti internazionali che vengono dai più prestigiosi istituti universitari di ricerca del mondo, proprio le potenzialità dell'intelligenza artificiale applicata nella medicina. 2 giorni di dibattiti per capire i vantaggi e i rischi che l'intelligenza artificiale porterà alla medicina. Questa è una grandissima opportunità e che il mondo della sanità vuole utilizzarla nel massimo rispetto dei diritti della persona e dei vantaggi reali sulla salute dei cittadini. È un momento in cui, forse è sempre stato così, la tecnologia, l'innovazione tecnologica fa anche paura rispetto oggi più che mai, rispetto alla possibilità che prenda il sopravvento sulle finalità con le quali è stata, per le quali è stata creata. Io credo che sia molto importante che, e questo sicuramente avverrà in quei giorni, si sappia spiegare in modo semplice, in modo fruibile da tutti i cittadini, oltre che dagli esperti, quali sono i concreti vantaggi. L'intelligenza artificiale è già presente nelle nostre vite. L'intelligenza artificiale, come tutti gli strumenti, se usati correttamente sarà di grandissimo aiuto. Come ho fatto l'esempio prima, il calcolatore per l'ingegnere non ha portato al degrado dell'ingegnere, ma ha aiutato l'ingegnere a effettuare calcoli e operazioni sempre più complesse. Il medico con l'intelligenza artificiale dovrà sempre restare al centro dell'importanza e del fuoco del problema. L'intelligenza artificiale aiuterà il medico a risolvere problemi complessi, ad analizzare molti dati che, fatto in maniera, diciamo, da essere umano, richiede tantissimo tempo, giorni o settimane, e può portare facilmente all'errore. La macchina, se ben istruita, evita questo, fa le operazioni molto più velocemente e può dare un aiuto al medico. Mettere al centro il paziente, personalizzando il più possibile le cure. L'intelligenza artificiale è l'algoritmo con cui io utilizzo i dati che sono contenuti nell'intelligenza artificiale, mi possono dare delle soluzioni terapeutiche che in precedenza non potevano essere date, oppure che potevano essere date a tutti nella stessa identica maniera. Quindi l'intelligenza artificiale accompagna quello che è l'altro processo, quello della medicina di precisione, ad ogni paziente la diagnosi giusta al momento giusto con il giusto trattamento.
Allora, dottor Perilli, ormai siamo in chiusura, ecco, io volevo chiudere proprio con lei con questa intelligenza artificiale. Anch'io sono molto fiduciosa, il problema è capire chi la adopererà, come la adopererà e dove servirà realmente. Prego, dottor Perilli. Allora, anch'io senza dubbio sono fiducioso nel futuro, devo esserlo, nel senso che ovviamente da giovane quali sono indiscutibilmente troverò a dovermi interfacciare con l'intelligenza artificiale e con l'uso che se ne farà. Io da medico legale mi pongo un problema, che è un problema molto pratico, molto tecnico, ed è cosa succede e cosa succederà quando l'intelligenza artificiale arriverà a sbagliare. Questo lo dico perché è bene che il cittadino sappia che quando prende il computer, proprio perché l'intelligenza artificiale è tra noi e scrive i suoi sintomi all'intelligenza artificiale, bene, sappiamo che gli studi scientifici fatti da ricercatori ci dicono che c'è circa il 50% di tasso di errore, che vuol dire, in parole povere, che una diagnosi su due che viene proposta è errata. Io non so voi, ma personalmente non mi fiderei di un medico che sbaglia con queste proporzioni, perché equivale a di fatto lanciare una moneta dove però stiamo giocando con la vita delle persone. Quindi chi può usarla? Può usarla il medico, perché ha le conoscenze necessarie a filtrare quelle informazioni e ha le conoscenze necessarie per dare al sistema anche le informazioni adatte ad arrivare ad una diagnosi. Il cittadino purtroppo ancora in questa fase si trova in una realtà che è acerba, che promette tutto, ma che ancora non è in grado effettivamente di rispondere del tutto alle promesse che lo stesso cittadino si aspetta di trovare quando apre un'intelligenza artificiale, che altro non è che una chat, un punto in cui la persona parla con un computer, ma per quanto il computer possa rispondere in maniera umana, sia di fatto organizzato in maniera tale da dare una risposta che sia umana il più possibile, rimane quel che è, cioè un computer con dei meccanismi di semplificazione che alla medicina non fanno mai bene le semplificazioni. E ripeto, io con il mio lavoro, trovandomi spesso a dover parlare anche di malasanità, di situazioni andate male, purtroppo vediamo che è un rischio l'ultra semplificazione rispetto a condizioni che possono essere complesse e che poi hanno effetti negativi sul cittadino e sul rapporto tra il cittadino e il medico, che vede sempre di più l'intelligenza artificiale come un nemico, quando invece potrebbe essere un utile strumento, come si è detto. Molto chiaro, la ringrazio, avete capito a casa, state attenti perché guardate che non è facile spiegare l'intelligenza artificiale, specialmente ai diversamente giovani, state attenti alle parole perché sono importanti, un po' alla volta vedrete che anche voi riuscirete a capire l'importanza di questa parola intelligenza artificiale e cos'è. Senta, dottor Perilli, prima di lasciarla volevo fare l'ultima domanda. Qual è il caso che l'ha intrigata di più, che ricorda di più, che avrebbe anche avuto piacere partecipare per capire ancora meglio cos'era successo? Oddio, è una domanda un po' mi coglie impreparato. Personalmente, vabbè, di casi ne abbiamo visti. Mi sarebbe personalmente probabilmente piaciuto partecipare a, insomma, questi ultimi delitti che ci sono stati più importanti. Purtroppo sai che noi lavoriamo con il segreto istruttorio, per Certo. cui non è che se ne possa parlare più di tanto, non è Ma diciamo una quello che è il domanda. caso che l'ha intrigata di più, perché sono casi pubblici, ecco, quello che l'ha intrigata di più, che è dire qua quasi quasi avrebbe fatto piacere partecipare a vedere. Ma allora io faccio molto, personalmente piace molto di parlare anche di psichiatria forense, quindi tutto ciò che vi è di quel mondo, e quindi approfondire magari un qualcosa come è stata la strage di Erba, che lavorò il professor Sartori qui dell'Università di Padova, fece come consulente di parte, sarebbe stato interessante da quel punto di vista lì. Ovviamente parliamo sempre di
situazioni drammatiche, quindi vanno prese per quello che sono, come un oggetto di studio per noi e di ricerca della verità. Ecco, mi piace molto come ha terminato, perché ecco, il problema e l'obiettivo, penso, del dottor Perilli sia proprio di aiutare gli ultimi a capire cosa è successo, la ricerca della verità che loro possono fare. Guardi, mi è molto piaciuto come ha terminato veramente questa frase, dottor Perilli, perché delle volte noi rimaniamo veramente perplessi, non riusciamo a capire tanti strumenti, tante cose, ma la verità non esce, non viene fuori, tanti indizi, ma prove certe, si fa fatica veramente poi a vedere il risultato, e anche se si vedono poi vediamo cosa succede. Quel ragazzo che ha ucciso sì i 2 genitori, abbiamo sentito ieri, che il fratello, e per la seconda volta è scappato. Allora ecco, io mi domando veramente chi è all'interno del carcere che rimane là. Questi ne ha ucciso 3 e va a fare anche i lavori socialmente utili alla Caritas, anche se io sono favorevole a questo, ma c'è un limite a tutto. Questo è il mio pensiero. Detto questo, io la ringrazio, dottor Matteo Perilli, di essere stato con noi, questo medico legale che ha parlato in maniera anche semplice a voi a casa, perché è molto importante capire. Grazie dottor Perilli e buon lavoro. Grazie mille. A lei. Grazie. E vi presento altri 2 graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Paolo Marcon, presidente Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Grazie Presidente di essere qui. Buongiorno Saluto anche il professor Paolo Vite, è un piacere rivederla, professore, presidente Associazione Genitori di Bambini Oncologici. Buongiorno professor Viti e grazie. Allora professor Vitti, ecco, tanta crisi, tanti problemi, pochi soldi in tasca, però bisogna curare, bisogna stare vicino alle famiglie, specialmente quando hanno questi problemi enormi, che sono queste malattie veramente terribili, però grazie anche a queste associazioni, ecco, è un aiuto molto importante, professor Vitti. Io stamattina ho aperto, anzi vorrei farla vedere al professor Vitti, questa mostra itinerante, mi piacerebbe portarla anche a Roma, professor Vitti, che sono i fragili, sono queste creature che veramente non hanno parola, non hanno voce in capitolo. Io li chiamo anche diversamente agili, perché per me sono persone meravigliose che si muovono solo in maniera diversa, ma sono creature adorabili. Questo è Sebastiano, che ha compiuto 11 anni, questa mattina abbiamo fatto anche gli auguri, però mi sono ritrovata sabato che abbiamo presentato questa mostra alla Loggia dei Cavalieri a Treviso, con dei genitori che si sono dovuti rimboccare le maniche e creare il dopo di noi. Allora professor Vitti, ma è sempre il genitore, la famiglia a creare associazioni per aiutare queste famiglie, questi genitori in grande difficoltà? Prego professor Vitti. Sì, certamente è così. Allora, la nostra associazione nasce nel 1969, quindi ormai da tantissimi anni, proprio perché c'era un problema gravissimo, che era quello appunto di poter seguire i bambini, soprattutto dalle famiglie che non venivano proprio da Roma e dintorni, ma venivano da posti un po' più lontani, tipo la Calabria, la Campania, la Puglia. E quindi praticamente nacque questa associazione che si doveva occupare di ospitare le famiglie, di aiutarli fuori da quello che era il reparto e poi anche all'interno del reparto, con sostegno economico, sostegno psicologico, con tutto quello che era assolutamente necessario. È chiaro che dal 1969 a oggi di strada ne è stata fatta tanta, i servizi che offre l'ospedale sono anche migliorati e le associazioni chiaramente hanno fatto la loro parte sempre e continuano a farla. Noi come associazione al momento ci occupiamo dell'accoglienza delle famiglie appena arrivano in ospedale, quindi per tutte quelle che sono le informative di tipo sociale, i diritti che hanno nel momento in cui un bambino oncologico è abbastanza grave, quindi come tale ha diritto, che so, il papà ha diritto alla 104, tutti questi servizi noi li offriamo come associazione e li aiutiamo le famiglie a fare questo percorso che può essere dal più semplice al più complicato. Poi abbiamo
i nostri volontari che quotidianamente vanno nel reparto di oncologia pediatrica e diciamo fanno un servizio alla famiglia, diciamo soprattutto alle mamme e ai bambini. Mamme e bambini, ma poi ci sono anche gli adolescenti, cioè le mamme hanno un problema, i bambini piccoli non percepiscono la malattia nel senso vero, sanno che stanno male perché stanno in ospedale, sanno che li torturano tutto il giorno, ma non sanno qual è il tipo di malattia. L'adolescente invece purtroppo sa perfettamente qual è il problema e quindi come tale lui lo devi, diciamo, anche aiutare a dire non ti preoccupare, vedrai, sapessi quanti sono usciti qua, sono felici, hanno famiglia e compagnia bella. Poi abbiamo una casa alloggio per ospitare appunto queste famiglie che vengono, noi siamo a Roma, quindi da fuori Roma, soprattutto Puglia, Calabria, Campania sono le zone che diciamo più si avvicinano a Roma, ma anche il Basso Lazio, la zona ai confini con la Campania. Poi ovviamente nella casa alloggio hanno tutto, quindi hanno tutte le possibilità di essere assistiti. Poi come associazione nel nostro piccolo facciamo anche un po' di ricerca scientifica, noi abbiamo una convenzione con l'Università La Sapienza e un laboratorio con il quale lavoriamo per certe cose, ma anche integrati, il laboratorio è integrato anche con strutture universitarie europee, insomma, quindi è un lavoro che viene fatto di equipe. Ovviamente la ricerca scientifica avrebbe bisogno di milioni e milioni e milioni di euro da mettere a disposizione, le organizzazioni come le nostre ovviamente non possono fare questo, ma nel nostro piccolo facciamo anche noi quello che possiamo fare. Chiaro? E fate molto, professor Vitti, lo lasci che glielo dica io, perché sta parlando anche di temi delicatissimi. Pensate a questi genitori che devono lasciare il lavoro, che si devono spostare, pochi soldi, si parlava prima col presidente Barcon, nelle tasche degli italiani, anche quelli che lavorano, perché qui Marcon, presidente, quelli che non fanno niente ciappa una montagna di skate, quelli che lavorano ciappa soldi. Qua in Italia funziona così e sono anche pochi quelli che gestiscono tanto denaro rispetto a quelli che veramente non riescono ad arrivare neppure alla seconda settimana del mese. Ma quello che mi ha colpito e mi colpisce è che non si riesce ancora a capire l'importanza dell'artigiano, l'importanza dell'operaio, di queste figure che sono state fondamentali per arrivare a essere la 4ª potenza nel mondo. Questo Veneto, e lo dico anche al professor Vitti, questo nord-est, ricco nord-est che trainava, la chiamavano locomotiva d'Italia. Cosa è successo? Come mai la politica è stata così miope e ha colpito specialmente la spina dorsale del paese, che era l'artigiano, che era l'operaio, quelli veramente che dovevano essere supportati? Perché se non li hanno azzerati ci manca poco ormai, ma poco. Le multinazionali, vediamo cosa è successo. Prego, Presidente Marcon. Purtroppo è proprio così, nel senso che non siamo stati supportati un po' dal governo come artigiani, un po' forse dobbiamo fare un mea culpa perché non siamo stati abbastanza bravi a far capire la nostra importanza e questo stiamo tentando di recuperare terreno con le nostre associazioni e sono convinto che lo faremo. Lei ha fatto proprio un perfetto intervento quando dice che chi non fa niente guadagna e chi fa probabilmente guadagna poco. Noi abbiamo fatto una nostra battaglia contro la NASPI perché sappiamo tutti benissimo che mancano tantissime persone, tantissima forza operaia, però abbiamo gente a casa che fa un paio d'anni a casa pagata dallo Stato più o meno con quote intere di stipendio. Perciò su questo mi sembra che una modifica della legge stia andando avanti grazie al nostro intervento. E adesso cosa dobbiamo fare? Stiamo sicuramente intervenendo sulle scuole perché vogliamo far innamorare i ragazzi dell'artigianato. Artigianato vuol dire non è più l'artigiano di tanti anni fa, quando era, noi lo chiamavamo brutto e sporco, ma è una persona comunque capace, ricercata e se vogliamo anche ben pagata.
Bisogna iniziare dai giovani, perché i giovani questo non lo volevano più fare. Adesso noi stiamo facendo i vari progetti a livello sia mandamentale che provinciale in tutta la provincia di Treviso, dove vogliamo rispiegare ai nostri ragazzi la bellezza di questo lavoro, perché non è così denigrante come loro pensano, e le dico che abbiamo già i primi risultati, perché vediamo che i ragazzi scoprono un mondo che non conoscevano. Io sono rimasta sorpresa nel sentire i numeri di ragazzi che si sono avvicinati a questo mondo, alle scuole professionali ad esempio, lasciando completamente i licei. Capite che forse non abbiamo ascoltato abbastanza questi giovani, oppure questi genitori che erano incanalati là, devi diventare medico. Avete sentito cosa ha detto il dottor Perilli? Avremo più medici che altro, bisogna rivedere anche questa situazione. Lasciate liberi i ragazzi di decidere, che loro sanno, magari sbagliano, ma intanto hanno provato, e le scuole professionali hanno fatto capire l'importanza di quello che sta dicendo Presidente. Ecco, basta solo ascoltarli. Allora, a questo punto io direi di andare a vedere anche questo video che fa capire, poi torniamo dal professor Viti, ecco l'importanza di questa crisi carburante, perché siamo molto preoccupati. Io stamattina ho fatto il pieno sul furgone diesel, mi sono messa le mani nei capelli, ho detto andiamo piano ragazzi, mi raccomando, andiamo piano, perché veramente, perché poi il diesel lo adoperano quelli che lavorano, quelli che hanno bisogno, cioè non è che abbiamo le macchine elettriche, noi che lavoriamo, abbiamo i furgoni, abbiamo bisogno di lavorare, pensate, e colpiscono ancora là, sempre là. Andiamo a vedere questo servizio. Il timore di restare a secco col carburante è il mantra di questi giorni dopo Pasqua. I primi allarmi hanno riguardato il kerosene per gli aerei, con riduzioni di carico in vari aeroporti italiani da nord a sud. Poi le scorte hanno iniziato a scarseggiare anche ai distributori per veicoli stradali. Il cartello esaurito è comparso negli ultimi giorni a ripetizione in più stazioni di servizio della catena Eni. Sotto l'insegna del leone a 6 zampe, diesel e diesel plus non si trovano più già dal giorno di Pasqua o anche dalla vigilia. Si parla di serbatoi che superano i 30.000 litri di capacità per ciascuna stazione di servizio. I gestori ci raccontano che dopo la decisione dell'azienda di riportare il prezzo del gasolio sotto i 2 euro in controtendenza rispetto agli altri marchi, è scattata la corsa all'acquisto con quantità inusuali. Molti hanno fatto il pieno pur non avendo questa abitudine, tanti si sono presentati anche con le taniche. E le scorte sono finite nel giro di poche ore, essendo più di 2/3 dei veicoli circolanti alimentati proprio col diesel. Al primo giorno feriale si attendono i rifornimenti in partenza dal deposito di Marghera, ma non è detto che i trasferimenti riescano a seguire il ritmo della domanda. Negli altri distributori la fornitura c'è, ma il prezzo è più alto, specialmente le cosiddette pompe bianche, che in condizioni normali sono in genere più convenienti. Ora invece succede di vedere file di macchine arrivare, guardare le pompe e i cartelli e procedere dritto con malcelato disappunto. Lo scenario al momento riguarda temporaneamente un solo marchio, ma se il quadro internazionale si dovesse aggravare potremmo trovarci davanti a situazioni ben più complicate. Allora, Presidente Marcon, situazioni complicate, io dico situazioni drammatiche, per fortuna che sta passando l'inverno, dico io, perché veramente ci aspetta una primavera, è un'estate, anzi un anno 2026 veramente molto molto difficile. Ecco, secondo lei come dovrebbe muoversi la politica, ma io sono convinta anche l'Europa, che dovrebbe dare un segnale forte, un segnale veramente di esistere? Non abbiamo mica capito cosa sta facendo l'Europa, prego. Allora, credo che la politica nazionale possa ben poco purtroppo in questo frangente, nel senso che ci vorrebbero degli interventi economici che probabilmente non hanno in mano per poter fare. A livello europeo invece il discorso è più complicato. Perché è più complicato? Perché anche se lo Stato vuole dare una mano a noi trasportatori, visto che sono il presidente dei trasportatori, ci sono anche varie regole per cui non potrebbero proprio intervenire, perché si configura l'aiuto di Stato, perciò sarebbe una cosa un po' più complicata di come qualcuno vuole fare. Visto la situazione però, Presidente? Visto la situazione, io ho fatto un intervento proprio nella nostra categoria dove dico, siccome la situazione non è solo italiana ma è a livello europeo a questo punto, c'è solo, dicono ancora la Slovenia che ha dei comportamenti un po' diversi dal resto degli altri stati, però anche loro un po' alla volta andranno con dei prezzi carburante, perché anche loro sono in difficoltà. Voglio dire, secondo me l'unica strada è che il carburante, essendo energia
principale energia che ormai vediamo muove le guerre al mondo, dobbiamo pensare di intervenire a livello statale, cioè fissando dei prezzi e tornando un po', in passi il termine, non so se è giusto, a monopolio di Stato, nel senso che gli Stati devono intervenire direttamente fermando la speculazione, perché questa è grossa parte della speculazione fatta dalle aziende del mondo dei carburanti. Allora, se interveniamo lì, a livello europeo riusciamo a fare un'azione corale, secondo me riusciamo a intervenire. Se ci aspettiamo qualcosa dal nostro Stato, abbiamo visto la riduzione delle accise di 15 giorni fa è stata assorbita in 2 giorni dall'aumento dei prezzi. Allora rischiamo di togliere gli introiti allo Stato, che poi possiamo discutere, sono tanti, sono pochi, non è questo l'ambito, però comunque la loro azione verrebbe bruciata in poco tempo da praticamente un monopolio privato che decide i prezzi dei carburanti. Detto questo, se mi lascia fare un intervento dal punto di vista dei trasportatori, ci dispiace farlo, però l'unica nostra salvezza è intervenire sulle tariffe, perché non possiamo fare altro, perché abbiamo aumenti del 30%. Purtroppo il nostro aumento di tariffe sarà riversato sui consumatori e torniamo al problema di qualche minuto fa. Poi non vorrei purtroppo che questo riversare i costi nostri sui prodotti finali diventi ulteriore motivo di speculazione, nel senso che se noi aumentiamo 100 euro sul trasporto, andiamo a €1 su un pezzo che portiamo, ma non è così. Perché in Italia siamo bravi con la storia della speculazione, con questa parola, il furbetto ce l'abbiamo in casa, In effetti è questo che un po' ci preoccupa, però del resto io non avrei un altro consiglio da dare ai miei colleghi se non quello intanto di intervenire là. Se poi ci saranno dei crediti d'imposta e le cose ne discuteremo più avanti, ma sono interventi che lo Stato ci sta posponendo a dicembre, all'anno prossimo, ma noi non abbiamo tutto questo tempo. Viviamo in un'economia dove le aziende guadagnano il 3% e se ci rimettiamo il 10-12% come adesso, come la situazione attuale fino a ieri, per fortuna oggi sembra che il Brent sia calato, perciò ho visto dei prezzi in giro un po' migliorativi rispetto a qualche giorno fa. Però, sempre alti comunque. Sì, sempre altissimi e le dirò di più, la mia preoccupazione maggiore è che finita tutta questa crisi, che tutti ci auguriamo finisca a breve, finirà la storia come nel 2022, che comunque un 15% d'aumento sui carburanti è rimasto strutturale, perciò vuol dire che questo ce lo portiamo a casa di default, che nelle tariffe di trasporto è del 5-6% e torniamo al discorso fatto qualche secondo fa, andrà sullo scaffale del supermercato e quant'altro. Perciò, ripeto, essendo le energie così importanti, bisogna che l'Europa ci metta veramente l'impegno per governarle dall'alto e a cascata sugli stati membri. Forse così riusciremo ad avere un controllo maggiore di questa situazione, perché alle volte qualcuno ha sorriso quando io gli ho detto guardate che ormai è una crisi che si ripete una volta ogni anno e mezzo, ma se pensiamo nel 2022 è successa, con l'Ucraina è successa, adesso c'è l'Iran e sono 5 anni di storia, perciò parliamo di ogni anno e mezzo una crisi così. E nelle crisi poi c'è chi ci sguazza. Presidente, noi abbiamo iniziato anche col cambio della lira in euro, che non è stata accompagnata nella maniera giusta. Anche negli altri stati dove c'è l'euro non c'è questo problema che abbiamo in Italia, questa è la verità. Ecco, noi abbiamo fatto i soliti furbi, ecco, noi abbiamo veramente cercato i furbi di incassare il più possibile invece di vedere veramente il bene del paese. Ecco, io ieri ho letto di quel signore che io ho conosciuto, il re dei blue jeans, del denim, il quale ha detto una cosa molto chiara: gli imprenditori veneti hanno pensato più al profitto che all'interesse della comunità. Lei è d'accordo? Ahimè un po' sì, ne parlavamo prima, quando diciamo che le aziende si stanno ingrandendo e l'azienda più grande per forza di cose, è una questione strutturale, è meno sensibile al territorio e questo ha creato questo distacco dal mondo economico, dal mondo sociale. Un po' di ritorno c'è, vedo che delle aziende grosse si stanno ributtando in questo ambito, però il tempo da recuperare è tanto. Abbiamo un po' perso, secondo me, l'idea che era fondamento della nostra zona, come ha detto lei, che se stiamo tutti bene, se la cosa è equa, tutto funziona. Quando la disparità è tanta rischieremo di non trovare più manodopera, rischieremo di non avere più consumi, perché ricordiamo che il consumo lo fa la massa, non lo fa il ricco che ha qualche milione di euro, ma lo fanno tante persone che stanno bene, creano movimento, creano consumi.
Bisogna tornare là, se mi chiede quando succederà, spero di fare tempo a vederlo, insomma, però bisogna perlomeno rimettere in strada questo sentiment e credo, almeno a livello così di Confartigianato, dove anche le nostre aziende si sono ingrandite, sto notando negli ultimi anni un ritorno, come le dicevo prima, alla scuola, l'importanza dei giovani, l'importanza del sociale, quando c'eravamo un po' staccati anche noi perché pensavamo che tutto funzionava sul dio denaro, però invece tutto funziona, come ha detto anche prima il dottor Vitti, sul volontariato, sullo spirito di iniziativa, su queste cose, se no se ci fermiamo al puro e mero guadagno non andiamo distanti. Però è vero, Presidente, però è anche vero che noi avevamo questa creatività. Ecco, l'artigiano, specialmente l'artigiano, da un niente creava. Perché ce l'abbiamo nel DNA, non c'è niente da fare, è così, abbiamo creato veramente un mondo meraviglioso col mondo dell'artigianato. E poi qualcuno l'ha proprio colpito, ma lo ha colpito in maniera molto forte, una politica orba, una politica anche cieca, una politica incompetente. Ma come fai a colpire la spina dorsale del paese? Come dice lei, quello che veramente produce. Perché non si può parlare dell'artigiano parassita, qua ci siamo, no? E il problema è che invece di colpire il parassita, che ne abbiamo a iosa in Italia, rami secchi da tagliare, si va a colpire sempre il mondo produttivo, quello che lavora e produce. Quello che fa girare l'economia, perché come si parlava prima, non è il grande, la multinazionale che fa girare l'economia, è sempre stata la piccola attività, tutti messi assieme, eravamo in tantissimi. Ecco, professor Vitti, ecco, e poi chi è che ne pagano le conseguenze? Le famiglie che devono spostarsi, e se non ci fossero queste associazioni, dove vanno? Nella stanza d'albergo? Andate a vedere cosa costa una stanza dell'albergo, specialmente nelle grandi città dove ci sono questi grandi ospedali. Ecco, il trasporto pubblico, prendo il treno, l'aereo, ormai non c'è più distinzione perché costa tutto caro dappertutto. E poi arrivano queste associazioni che danno l'ossigeno. Però anche loro fanno fatica perché dovrebbero essere supportati. Invece il professor Vitti, e io lo dico tutte le mattine, speriamo che qualcuno capisca, è quello che hanno colpito di più il mondo del volontariato, che deve pagare per fare i volontari, con una burocrazia veramente incredibile. Ma sono fuori di testa? O veramente sono proprio incompetenti al massimo? Già me lo lasci anche dire, perché colpire il mondo del volontariato, che è quello che ha tenuto in piedi il paese anche durante la pandemia, mi sembra che abbiano fatto la cosa più assurda e più stupida che potevano fare. Prego, professor Vitti. Guardi, non solo condivido, ma è una spinta fondamentale. Cioè, oggi sul volontariato si appoggia molto delle strutture ospedaliere, ma non solo, quelle di assistenza, il sociale, tutte queste attività. Prima parlavate della Nespi. Allora, le associazioni fanno un lavoro anche nel settore sociale molto importante. Non è un settore di cui mi occupo io, però poi ce ne occupiamo anche noi, perché se una famiglia di artigiani, come dice lei, che viene dalla Puglia e che per seguire il figlio deve chiudere l'attività o comunque ridimensionarla in maniera molto forte, come si mantiene quella famiglia? Perché noi parliamo della 104, ma la 104 riguarda solo i dipendenti, ma l'artigiano e la partita IVA non c'entra nulla con la 104. Quella persona non ha i giorni di riposo. L'artigiano, se viene 3 giorni a Roma dalla Puglia per seguire il figlio, perde 3 giorni di lavoro, e non è che qualcuno glieli rimborsa, non gli rimborsa niente nessuno. Questa è un'altra grave carenza del sistema italiano, perché sembra solo che ci sono solo i dipendenti, pubblici e privati, ma solo i dipendenti. Gli artigiani ovviamente stanno morendo perché sono sempre più trascurati dal sistema. Io che ho una certa età, quando ero giovane, l'artigianato era lo sbocco di tutti i ragazzi, cioè 70 anni fa, 80 anni fa, non è che andavamo tutti all'università a prendere la laurea. A quei tempi bisognava trovare un lavoro, aiutare le famiglie, e quindi praticamente cosa succedeva? Che le scuole professionali, ma anche gli artigiani stessi, che appena uno aveva preso un diploma, lo metteva a lavorare e lavoravano dentro queste piccole strutture
ma che erano a carattere familiare, ma magari avevano anche 10-12 dipendenti, ma erano a carattere familiare. Oggi questo sistema non c'è più, oggi i giovani non vogliono fare questo tipo di lavoro, ma perché è colpa dei genitori, perché i genitori probabilmente gli dicono ma devi prendere, ai tempi miei si diceva devi prendere un pezzo di carta, che sarebbe stato, che so, un diploma o una laurea. Ma oggi è chiaro a tutti, come il sistema americano, l'ingegnere va a fare il contadino, cioè voglio dire, e in questo piano piano anche noi ci stiamo entrando dentro. Ma i tornitori, ci sono ancora i tornitori? Io non lo so, cioè quali sono i ragazzi? Io ho mai sentito un ragazzo che dice io faccio il tornitore. I tornitori sono ormai una categoria in estinzione. È vero che ci sono i robot, è vero che però la manualità che avevano certe persone è fondamentale e noi le abbiamo perse tutte. Allora andiamo a vedere anche questo video del dottor Paolo Vitti per capire quanto è importante l'associazione del dottor Vitti. Questo reparto, così come lo vedete oggi, è stato ristrutturato nel 2014. Abbiamo iniziato la ristrutturazione nel 2012, demolendo completamente le pareti interne ed esterne di questo fabbricato, che ci ha consentito di realizzare camere più ampie, poter mettere un bagno in ogni stanza e allargare questo corridoio di servizio che era fondamentale per gli operatori. Durante tutti questi anni il reparto è stato visitato da personaggi famosi quali il Papa Giovanni Paolo II, i presidenti della Repubblica Pertini, Ciampi e Napolitano, Madre Teresa di Calcutta e tanta gente comune che ha voluto portare un contributo a questo reparto che non è altro che un'eccellenza italiana. Il reparto è costituito da 8 stanze di degenza, con 2 stanze sterili dove possono essere fatti i trapianti autologi di cellule staminali ematopoietiche e un day hospital con 4 posti letto, più un ambulatorio, e vengono trattati tutti i tumori solidi, leucemie e linfomi. Complimenti veramente, professor Vitti, ma veramente complimenti. Quello che però, Presidente Marcon, traspare anche dalle parole del professor Vitti è che l'artigiano è all'angolo e chi lo aiuta nel momento della malattia? Cosa fa? Deve lasciare il lavoro per aiutare questa creatura che è suo figlio o parte della famiglia che sia male, ha bisogno di cure, ha bisogno della vicinanza. E allora come la mettiamo? Ecco, perché veramente ormai tutto il commercio si muove su gomma, tanto è vero continuiamo a parlare di terza, quarta corsia, non so quando le finiremo, perché qua per fare una corsia in Italia che vuole 30 anni, non so il perché, ma che vuole 30 anni fare una corsia, però tutto si muove su gomma e si muove con gli autotrasportatori. Però la mia domanda, oltre a questa, anche un'altra. Io ho avuto un presidente di trasportatori, non mi ricordo chi è, di un'altra associazione, ha detto le infrastrutture a Cortina a noi non serviranno di sicuro, non le adopereremo. Lei è d'accordo? Beh, diciamo che lì sono in una zona un po' particolare, perciò chiaramente non è una grossa asse di trasporto che è tanto utilizzata, perciò non sarà di grosso supporto a noi, però per il turismo secondo me sono sempre cose bene, poi non mi inoltro nel fatto se sono state economiche, fatte bene. Per voi al momento non è come, allora condivide quello che ha detto? No, per noi ci sono state delle criticità perché ci hanno chiuso delle strade, ci hanno dato degli orari assurdi che potevamo scaricare, meglio i miei colleghi potevano scaricare dalle 9 di sera alle 6 del mattino, cose folli, vabbè, ma lasciamo perdere perché sennò entriamo in altri discorsi un po' difficili delle Olimpiadi. No, va bene farli, Presidente Marcon, va bene. Però anche quello delle infrastrutture è un tema principale. Se le infrastrutture funzionano, l'economia funziona. Sono da 30 anni, da 33 anni quando io ho iniziato che sentivo ma il trasporto si sposterà da gomma a nave a treno.
Le cose in realtà sono esattamente contrarie, nel senso che la gente ha sempre bisogno più della merce velocemente e nel punto preciso dove lo vuole. Perciò sicuramente per le lunghe tratte le navi funzionano i treni, ma sulla morfologia italiana sicuramente la gomma rimarrà attore principale. Se pensiamo 30 anni fa ai vari corrieri che c'erano, da Amazon a tutto il resto della compagnia, non c'erano, adesso ne abbiamo le strade piene e con questo vanno ad aumentare il traffico, aumentare inquinamento, eccetera. Anche qui bisognerebbe fare un discorso un po' articolato, perché anche questa politica di questa merce che gira con le consegne Amazon, poi la gente può ritornarla, secondo me è un consumismo un po' da dare un limite, perché crea inquinamento, crea una falsa economia, secondo me, che non va bene, però insomma non mi inoltro in questi meandri. Infrastrutture, ne abbiamo chiuse qualcuna, il passante di Mestre è stata la prima, adesso abbiamo la Pedemontana che nonostante sia abbastanza cara di pedaggi io la ritengo un'opera valida e adesso speriamo che insomma andranno a mettere mano a quelle che sono le tariffe. Al momento comunque scarsa di pedaggi. È scarsa di traffico perché giustamente la gente osserva il pedaggio puro. Allora sui mezzi pesanti, essendo carissima, glielo dico io che di camion ne ho 40 che girano tutto il giorno, è cara, però io gliela faccio fare perché abbiamo risparmi di tempo importanti. Però è chiaro che sentendo i discorsi politici, loro sono proprio politici, nel senso dicono ma partiamo con la tariffa cara e poi quando l'avremo pagata la diminuiamo. No, di solito per invogliare il cliente si parte dalla tariffa bassa e facciamo numeri. Io l'avrei pensata così, però la nostra politica e non romana l'ha pensata in maniera diversa dalla mia. Regionale? Ecco, lo dico io, se non lo dice lei lo dico io perché è la verità questa politica che veramente, anche perché vede il problema che sono soldi pubblici, è là il grande problema, i soldi pubblici dovrebbero essere investiti nella maniera corretta, nella maniera giusta e dovrebbero funzionare, noi non possiamo trovare delle infrastrutture che non funzionano perché sono care, perché nel momento che sono fatte dovrebbero funzionare e dovrebbero agevolare in tutti i sensi anche economicamente. Il problema è che noi ci troviamo a pagare sempre, politico passa, gli dà un'altra carrega, non i miei problemi, però poi i problemi li torniamo noi perché li paghiamo noi dopo queste opere qua e se non funzionano o funzionano male i danni sono enormi. Allora un'altra cosa importante è questo limite carburante, come la vedete la situazione? Perché ieri abbiamo sentito una responsabile di aeroporti che ha detto ma non c'è problema, noi al momento stiamo bene, è da stare proprio così tranquille oppure va tutto bene madama la marchesa, è la famosa frase fatta che sentiamo per non creare allarmismo, ma l'allarmismo delle volte va creato perché ho detto io stamattina ho fatto rifornimento e veramente mettersi le mani nei capelli, prego. Guardi, le dico la verità, io ero diciamo uno dei più tranquilli a dire beh non mancherà mai, aumenteranno i prezzi, ma invece devo dirle che negli ultimi 5-6 giorni iniziamo a sentire i fornitori che ci dicono beh non arrivo oggi, arrivo domani, se invece di 10.000 litri te ne porto 5.000 intanto soddisfo un altro cliente, sono cose che non ho sentito nelle crisi precedenti, perciò non so se sono ulteriori speculazioni o se effettivamente inizia a mancare un po' di prodotto. È anche vero, credo che la gente sta facendo delle scorte esagerate perché vediamo tutta la gente che si rifornisce con taniche e quant'altro, probabilmente con la paura di rimanere senza, cosa che senza non rimarremo, però effettivamente mai dire mai in Italia, Presidente Marconi, mai dire mai in Italia. Ma guardi, dal punto di vista dei trasportatori spero di no, perché parlavo anche con delle colleghe sue qualche settimana fa e ci dicevano ma voi fermerete i servizi. La realtà dei nostri committenti è comunque hanno capito che devono purtroppo pagare una tariffa diversa, però non fermano perché fermare l'economia vorrebbe dire perdere i clienti, perdere le forniture, perciò non è pensabile. Però se manca il carburante i camion non corrono, perciò lì sarebbe forza maggiore, ma forza maggiore che per noi sarebbe disastrosa perché tornando al discorso artigianato una volta c'erano l'85% di padroncini, adesso le ditte si stanno ingrandendo anche nel nostro mondo e fermare ditte con centinaia di camion anche per qualche giornata crea dei costi che probabilmente non sono ammortizzabili dalla nostra economia. È molto, molto chiaro e veramente dobbiamo tutti quanti cercare di fare squadra, soprattutto la politica, di finire di litigare ma di mettersi attorno a un tavolo e vedere il bene del paese perché veramente anche questa presidenza sta cercando anche lei di agire, di andare di qua e di là per portare a casa, di sicuro non sta facendo viaggi di piacere,
perché è facile fare opposizione, ma governare è un'altra cosa. Sono sì. veramente due linee diverse. Ma a Roma come funziona? No, lei come vede la situazione? Perché qui siamo profondo nord, voi siete, io dico profondo sud, Vitti, però i problemi li abbiamo uguali, cioè non è che ce li tolga nessuno. Ecco, com'è la situazione lì, come la vedete, Vitti? Allora, diciamo che la situazione del carburante è sicuramente uguale per tutti, anzi, devo dire che il governo ha fatto uno sforzo ad abbassare le accise. E ho visto ieri un servizio che dalla Svizzera vengono a fare rifornimento in Italia. Quindi noi stiamo togliendo denaro dalle casse dello Stato per regalarlo agli svizzeri. Quindi questa è una cosa, è un po' comica secondo me. Però ho visto questo servizio in televisione ieri dove praticamente dalla Svizzera vengono in Italia a fare rifornimento. Quindi questa è una cosa che un po', devo dire, mi ha lasciato perplesso. Detto questo, la situazione a mio modesto avviso al momento non la vedo drammatica, però potrebbe diventarlo, perché se questa guerra nel Golfo continuasse per un periodo, non dico lunghissimo, ma anche medio termine, il rischio è molto alto a mio modesto avviso. Il carburante viene da quella zona, è inutile nasconderlo, se no viene da posti molto più lontani, e quindi parlando di trasporti, i trasporti via nave, se devono venire, che so, dal Venezuela o dall'America, vuol dire non è la stessa cosa che farla venire dal Golfo Persico, quindi comunque gli aumenti ci sarebbero e sarebbero pesanti. Stamattina io ho visto alle pompe il gasolio sopra 2,1 €, quindi questo indubbiamente ci fa preoccupare. Insomma, io ho una macchina a benzina e una a gasolio, devo dire che a benzina a Roma perlomeno ho visto stamattina sta intorno a 1,8 € e il gasolio l'ho visto a 2,100 €. Quindi insomma devo dire che perlomeno il gasolio ha avuto un aumento, un'impennata fortissima, non ne capisco la motivazione, però c'è tanta differenza rispetto a 20 giorni fa. Cioè, sulla benzina c'è stato un bel aumento, ma sul gasolio è aumentato veramente tantissimo. Siamo passati da 1,7 a 2,100. Allora sentiamo cosa ne pensa il Presidente Marcon di quello che ha detto il dottor Vitti. Ecco, io non riesco a capire come mai è successo questo, ma soprattutto il gasolio è aumentato, che come ripeto è quello che si adopera per chi veramente lavora, si adò i camionisti, ecco, il mondo del volontariato quasi tutto, cioè le persone che hanno le macchine che spereranno di risparmiare, guarda cosa si ritrovano. Ma è possibile che vadano a colpire sempre i più fragili? Non dobbiamo dimenticare, la disamina del professore è stata perfetta, non dobbiamo dimenticare che non più tardi di febbraio, pre-crisi, lo Stato aveva aumentato le accise solo sul gasolio, facendole passare come, ma tanto lo parifichiamo alla benzina, ma è chiaro che il consumo fatto 1 alla benzina e il gasolio fa 5, perciò è chiaro che vai a colpire i grossi consumi. Detto questo, come dicevo a inizio trasmissione, nessuno può farci niente, perché ho visto un buon intervento di un comandante della Guardia di Finanza quando diceva: guardate che noi non possiamo controllare, noi controlliamo solo che quello che viene venduto venga venduto al prezzo esposto. Basta. Ma io non posso dire se il gestore dell'impianto vuole vendere a 10 €, libertà sua di farlo. Eppure i speculatori hanno un nome e cognome, però Presidente Marcon, il problema è che nessuno vuole colpire questi speculatori, perché sappiamo chi sono, no? Sì, tra l'altro diciamo che se guardiamo qui a Marghera, la maggiore entità che lavora sui gasolio è l'ENI, sappiamo che l'ENI è statale, insomma. Perciò parlano di tassare gli extra profitti, parlano di tutte queste cose, ma sono cose che verranno tra quanti mesi? Verranno fatte, a chi verranno distribuiti i denari che verranno... Perciò il gasolio colpisce tutti, dal consumatore finale al trasportatore, e aspettiamoci aumenti anche su altri materiali, perché sicuramente altiforni e quant'altro vanno a energia, perciò purtroppo il brutto è ancora indietro, secondo me, a meno che la crisi, speriamo, non scemi velocemente, ma velocemente vorrebbe dire probabilmente in qualche settimana, non in qualche mese. Io non ho mai visto una crisi che finisce velocemente, anzi sono sempre a lungo termine, neppure medio termine, sono a lungo termine le crisi prima di riuscire
veramente a risalire. Allora andiamo a sentire cosa dice la CNA proprio in fatto di crisi e rincari. Sentiamo, poi lo commentiamo. 2,4 miliardi è lo shock energetico di aumenti per il Veneto nell'ultimo anno. Colpiscono gas ed energia e in particolar modo le famiglie e le imprese del sistema manifatturiero veneto. Il costo complessivo dell'energia, elettricità e gas, secondo le stime elaborate da CNA Veneto, passerà da circa 11 miliardi di euro nel 2025 a oltre 13 miliardi, un incremento pari al 22%. Il gas brucia di più ed è infatti quello a segnare il rincaro più pesante, più 28%. L'energia elettrica, pur rimanendo la voce dominante nella spesa energetica regionale, cresce del 19%. Un'attenuazione rispetto al gas che si spiega con la quota delle rinnovabili nel mix produttivo italiano. Dato, spiega CNA, che dovrebbe portare ad investire in quella direzione. Le filiere energivore del Veneto, siderurgia, carta, ceramica, vetro, chimica e plastica, potrebbero affrontare un incremento di costi per l'energia elettrica di 610 milioni di euro, pari al 44% dell'aumento regionale. Devono esserci interventi immediati dal punto di vista del governo sui crediti d'imposta e per quanto riguarda gli oneri di sistema delle bollette. Lavoriamo per le comunità energetiche e per i sistemi di autoconsumo per cercare di contenere questa situazione che può rallentare l'economia del tessuto produttivo veneto. Allarme anche dal settore dei trasporti, che arriva da Michele Varotto, presidente della Federazione Trasporti di Confartigianato. Le imprese venete, dice, sono già in crisi di liquidità, allo stesso tempo si trovano a fronteggiare costi del gasolio sempre più elevati. L'Universo Trasporti in regione conta quasi 7.000 imprese artigiane che danno lavoro a oltre 15.000 persone. Tutto questo nel giorno in cui il centro studi di Confindustria taglia le stime del PIL a seconda delle previsioni di guerra, dallo 0,7% preventivato lo scorso autunno allo 0,5% se la guerra in Medio Oriente si protrarrà, condizione, quella del conflitto, che se perdurerà oltre 10 mesi potrebbe portare alla recessione. Allora, dottor Vitti, ma quelle famiglie, anche voi, queste bollette che impazziranno perché se va avanti così, saranno colpite anche da voi le fragilità, come farete? Prego, dottor Vitti. Noi non possiamo fare nulla, perché non è una cosa che possiamo gestire, nessuno riesce a gestire questa situazione. È chiaro che è sempre peggio, nel senso anche il volontariato, cioè voglio dire, la persona che tutti i pomeriggi va in ospedale a fare assistenza trova difficoltà anche a mettere la benzina, perché vuol dire è volontariato, quindi lo sta facendo gratis. Quindi il fatto che prenda la macchina e consumi 3 litri, 4 litri, 5 litri di benzina per andare e per tornare da casa all'ospedale e viceversa, anche quello subisce un aumento di costo che poi comunque farà la sua riflessione e dice ma a me costa 10 euro andare in ospedale a fare 2 ore di volontariato e tornare a casa. Quindi io temo anche in questo senso che ci possono essere delle defezioni. Spero di no, ma la situazione è questa. Per quanto riguarda invece la nostra attività, è chiaro che noi abbiamo una casa alloggio dove si consuma il gas. Ora fra un po' speriamo di chiudere definitivamente il riscaldamento, adesso funziona solo un pochino la sera. Abbiamo la luce, sono costi che ci dobbiamo sobbarcare e sui quali non possiamo fare nulla. Cioè noi siamo in un palazzo, non è che io mi metto il fotovoltaico o faccio altro. Una cosa invece che mi fa riallacciare a quello che diceva prima, il problema qual è? Se è vero che oggi il 50% dell'energia elettrica viene prodotta non da fossili, ma da altri canali, perché il prezzo dell'elettricità è legato solo al fossile? Questo secondo me il governo dovrebbe chiarire, perché se è riferito solo al prezzo del fossile è chiaro che l'elettricità costa molto di più. Se fosse solo il 50%, come dicono, perché io leggo che il 50% delle produzioni di energia elettrica avviene tramite canali che non sono il fossile, secondo me il prezzo non dovrebbe essere legato esclusivamente al prezzo del gas. Questa è una riflessione.
Ripeto, per quanto riguarda le associazioni, purtroppo si devono far carico di questo. Ora, nelle case probabilmente il riscaldamento verrà chiuso da qualche parte, sarà già stato chiuso, ma immagino al centro-sud, forse al nord c'è ancora riscaldamenti accesi, ma non lo so. Però chiaramente durante l'estate questo non avviene. Però poi cominciano i condizionatori, quindi onestamente spero che questa situazione si vada a definire. E riguardo gli aumenti di prezzi, fatemi dire, i prezzi aumentano ma non scendono mai. No, è bello quello che ha detto il professor Vitti, perché ha detto spegniamo il riscaldamento ma accendiamo, ecco, per rinfrescarci, e perciò non ne veniamo fuori. Questa è la realtà. Abbiamo Giusy in linea, vai Giusy. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Allora Mirella, io spero veramente che le nostre maestranze romane capiscono cosa ci stanno costando con le auto private, che potrebbero fare anche i viaggi proprio necessari, e ci sono anche gli autobus per quelli che abitano vicino al Parlamento, perché io sono stanca di pagare adesso con questa benzina qua. Dovrebbero avere un po' di buonsenso anche loro, il buon senso Mirella, il buon senso. Vi saluto e vi ringrazio. Grazie a te cara Giusy, sempre presente anche con le tue riflessioni, che è importante. Allora, che abbiamo parlato, abbiamo sentito anche cosa ha detto il Presidente Marcon per quanto riguarda i trasporti. Ecco, abbiamo bisogno di queste figure anche professionali, sono i trasportatori, però abbiamo bisogno delle patenti. Andiamo a vedere i patenti e i giovani, andiamo a sentire. Nei giorni scorsi un grido d'allarme lanciato dalla CNA Trevigiana segnalava il settore dell'autotrasporto in grave crisi tra aumenti del costo del gasolio e soprattutto carenza di personale. Ma tra tante ombre in provincia si accende anche qualche luce. Oltre 20 giovani, tra cui 2 donne, stanno per prendere la patente qualificante per guidare un camion grazie ad un corso professionale promosso da Confartigianato. Speriamo torni l'affezione a questo lavoro, perché è fondamentale, è un lavoro difficile, però come dicevo qualche secondo fa che ho fatto qualche parola con i ragazzi, è un lavoro che ti trasmette tanta passione e ha un futuro, perché ricordiamoci che siamo fondamentali, perciò ci sarà da lavorare come categoria comunque per sistemare delle questioni contrattualistiche anche degli autisti e speriamo di arrivarci, ma ci conto insomma, perciò io sono positivo che ritorneranno bei tempi anche per gli autisti. Sulle cause della disaffezione a questo lavoro le ragioni sono molteplici. Sicuramente il fatto di non aver più avuto le patenti alla leva militare è stato abbastanza impattante. Poi ci siamo anche complicati la vita con CQC e quant'altro abbastanza difficili da far raggiungere a queste persone, costosi ma anche costosi in tempo e disponibilità. Ci stiamo lavorando anche per questo, perché l'idea era di creare autisti professionali, però non siamo riusciti a trasmettere la professionalità, ma abbiamo creato delle difficoltà. Perciò speriamo di snellire un po' i percorsi e comunque portare comunque qualità agli autisti. Un percorso abilitante costa tra i 5 e i 6.000 euro, ma anche con gli incentivi statali spesso questo corso non ha visto iscritti e il processo andrebbe snellito. Abbiamo riscontrato che anche con dei bonus che ci sono stati da parte del governo non abbiamo raggiunto il risultato sperato, nel senso che l'impatto difficile è fare tante ore di corso e arrivare a una patente difficile, perciò la gente perde coraggio subito prima ancora di iniziare, perciò dal punto di vista economico è sicuramente importante aiutarli, però dobbiamo snellire secondo me le pratiche per farli arrivare a avere la patente e la carta di qualificazione del conducente. Gli stipendi di primo ingresso sono vicini ai 3.000 euro, ma spesso si preferisce guadagnare di meno e avere più tempo libero. Chi sceglie di fare il corso sa che l'impegno che viene richiesto è molto alto. È un corso impegnativo sicuramente, però per conseguire lo scopo insomma ci si impegna per portarlo a termine. Sicuramente toglie già tanto tempo oltre al lavoro tutti i sabati e domeniche, però insomma si fa. Mi piace, si fa. Ecco, bisogna fare così. Presidente Marcon, non le sembra forse che giustamente come dice lei bisogna semplificare, bisogna accorciare, bisogna fare la maniera corretta, la maniera giusta e non cercare di fare chissà quali cose per riuscire ad avere questa patente, che è fondamentale, la patente anche per i giovani, saper guidare un camion? Prego.
Come al solito in Italia non abbiamo mai mezze misure, siamo passati dalle patenti della Naia, che era un serbatoio immenso, e lì scendevano da un camion con poca pratica e andavano a fare i trasportatori negli anni 60, 70, eccetera. E poi per fermare quello che era la nuova ondata degli autisti dell'Est, poco professionali, poco preparati, anche le nostre categorie, non mi nascondo dietro questo, avevamo pensato alla CQC, a questi corsi, eccetera. Solo sono stati un boomerang, perché comunque quegli autisti poco professionali dell'Est o dell'Ovest o anche italiani arrivano comunque ad averli in qualche maniera, e i ragazzi seri che hanno voglia di approcciarsi a questa attività trovano un impegno economico importante e un impegno di ore, perciò a questo punto dicono beh, magari lo stipendio è allettante, però non mi impegno tutto questo tempo, non ci impiego un anno per fare la patente, non ci metto 5-6 mila euro. Allora, i corsi sono importanti, bisogna farli, però magari abbreviare questo aiuterebbe la gente a avere il primo inserimento in azienda. E io rimango fautore del buon apprendistato sul campo. Cioè, facciamo le patenti come una volta, cioè la CILA, e facciamo un piccolo CQC veloce per spiegare delle teorie. Ma veloce però. Però rimettiamoli nei camion con della gente con esperienza sulle aziende. Che attenzione, siccome questo tema l'ho portato in altri ambiti, qualcuno mi dice ma voi li volete solo nei camion così li fate guidare gratis? No, non li voglio fare guidare gratis, io li ritribuisco anche per il giusto che mi danno, però veramente creiamo degli autisti affiancati a gente con esperienza di 10 anni, perché mi creda che dopo 30 anni qualcosa ho visto nel nostro mondo, e fissare dei carichi, fare delle strade con determinate difficoltà, con dei camion con 460 quintali sulle spalle, bisogna avere un'esperienza che non si può acquisire guardando un video o sentendo un docente, per quanto bravo questo sia. Perciò mettiamoli sul campo i ragazzi, e sono convinto, ragazzi o anche ragazze, perché ne parlavamo prima, che non è più un lavoro così impegnativo dal punto di vista fisico, solo maschile? Che può essere solo maschile, ma può farlo benissimo una ragazza che ha questa passione. Sono convinto che se tornano sul campo si rinnamorano di questo e capiscono che non è un lavoro così brutto e sporco, torno al termine che ho adoperato prima, come lo immaginano, perché ormai i mezzi sono tutti moderni, hanno giustamente degli ottimi comfort, nelle aziende trovano i servizi. Il mondo dell'autista non è così brutto come lo immagino. Il problema è che facciamo fatica a farli partire con queste patenti. C'è un po' un ritorno, però molto lento. Io le dico la verità, adesso forse perché nel mio ruolo sono più contattato, però sento dei giovani che lo stanno facendo, anche perché sentono che comunque le retribuzioni sono buone. Dopo devi comunque vivere in giro per l'Italia, in giro per l'Europa, che non è così facile, perché ricordiamoci che prima di tutto ci vuole la passione, perché è un lavoro che comunque fare l'autista, a meno che non fai l'autista giornaliero, le 8 ore classiche, tu vivi in giro per il mondo, perciò ti limita un po' a quello che è. Però vedi anche il mondo, Sì. E allora questi ragazzi che sono così curiosi, perché non provare? Ecco, professor Vitti, ormai siamo in chiusura, ecco, bisogna essere nel campo, ma come il mondo del volontariato? Il mondo del volontariato, quello siamo in prima linea, ognuno fa quello che riesce a fare, quello che sa fare, forse dobbiamo intrigare di più anche i nostri ragazzi, anche nel mondo del volontariato. Io non so a Roma, ma qua in Veneto proprio mancano. Io non so se voi a Roma avete i giovani volontari, noi non li abbiamo. Ha sentito anche il presidente Marcon cosa ha detto, ecco, soprattutto la patente è una cosa poi che loro ci tengono tantissimo, perché non inserirla fin da giovani a prendere anche la patente, ad esempio saper guidare un camion, io non so, le cose utili, non so, saper nuotare, se devi sempre solo pagare, se devi avere la passione, no, sei obbligato a imparare a fare questo. Cosa ne pensa, professor Ver? Ecco, dobbiamo intrigare questi ragazzi in qualche maniera, già ne abbiamo pochi. Allora, innanzitutto io sono rimasto scioccato nel sentire che per prendere una patente ci vogliono 5-6 mila euro. Cioè, giuro, non lo sapevo, proprio era lontano da me che ci fosse un costo così alto. Per quanto riguarda il volontariato, ovviamente anche noi facciamo i corsi di sabato e domenica, non così lunghi probabilmente, e per il volontario sono a costo zero perché se ne fa carico l'associazione. Però è chiaro che ce ne facciamo carico noi, però noi dobbiamo avere gli psicologi, dobbiamo avere i formatori, che sono anche loro qualche volta volontari, qualche volta ovviamente è personale che vuole essere retribuito. Devo dire che a Roma la situazione del volontariato probabilmente non è così pesante come su da voi. Io normalmente faccio un paio di corsi l'anno e ogni volta ho
un gruppetto che va da 12 a 16 persone. Quindi diciamo che forse in alcuni momenti c'è anche qualcuno in esubero. Il problema è che poi li perdi perché finita l'emotion, finita la parte emotiva per cui magari hanno scelto di farlo, molti se ne vanno. È vero anche che se ne vanno perché quello che è studente universitario magari trova lavoro a Londra, quindi prende e ci abbandona perché va a Londra a lavorare. Qualcun altro si sposta in giro per l'Italia sempre dopo il lavoro, e le persone che invece sono lavoratori, che quindi si impegnano dopo le 17 e che vengono a fare il volontariato dopo le 17, possono anche loro avere delle difficoltà. Per cui noi, ripeto, un paio di volte l'anno facciamo i corsi e devo dire che li troviamo senza troppa fatica. Beati, voi te ne mandi qualcuno, professore, se ne hai in esubero? Pago io il viaggio, ecco, me ne mandi qualcuno. Abbiamo Gianfranco Valeri da Cessaggio. Vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno ai suoi ospiti. Ecco, mi rivolgo al Presidente. Signor Presidente, quando un ragazzo viene assunto in fabbrica, non è che tutti sappiano lavorare. E lo mette in una macchina e affiancato di quella macchina, quell'azienda ci rimette anche 2 o 3 mesi di lavoro per insegnare come si fa tutto. Un mezzo d'opera, cioè un camion, secondo me la cosa più importante è la pratica. Ecco, è semplicissimo, li assumono, i contributi saranno a carico magari dello Stato, invece di spendere 5-6 mila euro così, un autista di professione con più di 10 anni di esperienza guida e guidano in 2 per un periodo di tempo fino a che questo, no, perdere ore così in pratica, in teoria che non serve a niente, perché anche un domani un camion si rompe, non è più come una volta che si mettono a aggiustarlo, arrivano là col computer e lo devono portare in concessionario, non sono più i camion battusti di una volta. Ecco, secondo me questa è l'esperienza, che si dovrebbe battere su questa linea e basta. Buongiorno, grazie, buon lavoro. Grazie a te Gianfranco Valeri, mi ha fatto piacere sentirti. Prego, Presidente Marcon. Ma l'ho detto proprio qualche secondo fa che è una mia idea, ma non solo mia, ormai vogliamo ritornare alla pratica sul campo, però purtroppo ci sono più di una forza che ci contrasta su questo, un po' per il discorso contributivo, assicurativo, eccetera, però vogliamo spostarli non completamente comunque dai libri, perché è giusto che una teoria sia fatta, però ha ragione il signor Gianfranco, bisogna tornare sul campo perché lì impareranno, come ho detto prima, a guidare i camion, a gestirli anche magari meccanicamente. Magari la passione arriva. E la passione si accorgono che è un lavoro bello e pieno di passione, come ho detto nel servizio che è andato in onda, bisogna rimetterli sul campo perché sennò la teoria crea alle volte problematiche che in realtà non esistono e invece non sciolgono i nodi, quelli reali che un autista che ti affianca con 10-15 anni, nei miei tempi, Mirella, era normale che affiancavi un autista settimane, anche mesi, finché imparava, perché erano tutti giovani, andava messo con l'autista vecchio e poi dopo un mese diventava un autista formato. E si prendevano magari anche il camion. E tra l'altro l'autista con esperienza tramandava la passione anche al ragazzo, gli faceva capire che se ha fatto 50 anni quel lavoro là, 40 anni vuol dire che era un lavoro a cui sei appassionato. Però purtroppo con vari cambiamenti di legge, ma non solo nel trasporto, siamo andati sempre verso la teoria, meno sulla pratica, e questo perché anche fare un semplice stage in azienda o un apprendistato non è più così facile, perché ci sono montagne di carte da compilare per poche giornate. Non è che lo stage sia diventato un business, perché io ho questa idea, ma cosa alla fine, cosa hai in mano, cosa ti viene? Mentre se io invece faccio qualcosa, come diceva Gianfranco Valeri, di reale, io vorrei andare a chiedere ai 18 quanti di loro avrebbero piacere di prendere la patente del camion. Io vorrei chiedere ai 18enni quanti di loro. Ecco, io vorrei capire se dassimo loro la possibilità, se sarebbero intrigati a fare questo, ma glielo chiediamo a loro. È sempre qualcun altro che risponde. Ma loro glielo chiediamo, vogliamo chiedere se magari anche in futuro questa patente per loro può essere utile, perché mi sembra che siano date risposte sempre da addetti ai lavori che però non sono loro.
Cosa ne dice di fare questa inchiesta per capire anche i giovani cosa ne pensano di questa patente che diventerà, perché l'ha detto il presidente Marcon, si sposterà tutto su gomma sempre di più, inutile che ce la giriamo perché questa è la realtà. E allora cosa facciamo? Prego. Ma torniamo un po' al retaggio che diceva prima il professor Vitti, dobbiamo convincere anche i genitori, perché un genitore che pensa che il figlio va a fare l'autista con trasferte chissà dove, chissà come in Europa, adesso sono paurosi. Ascolta, presidente Marcon, io i miei genitori fatevi da parte, per cortesia, non ne posso più di questi genitori qua, sti figli. Io ne ho avuto dei studenti quando era 15 giorni fa che hanno detto, sa, i miei genitori quando guardiamo il telegiornale se c'è una guerra cambiano canale, ma noi veramente vorremmo anche capire cosa sta succedendo, ma lo dicono loro, ma che questi genitori sono imbalsamati. Professor Vitti, ma bisogna veramente ammalarsi per capire l'importanza di un figlio? Prego professor Vitti, poi come ci saluta? Allora, sì, io credo che molta colpa sia dei genitori, la mia generazione, ma soprattutto quella dopo di me è una generazione che non ha avuto la capacità di gestire i ragazzi e si vede quello che sta succedendo adesso. Io quando vedo la televisione, come dice lei, qualche volta cambio canale pure io, perché leggere che un ragazzo di 13 anni entra a scuola con un coltello per colpire un compagno di scuola o una professoressa, stiamo parlando di 13enni, stiamo parlando di poco più che bambini, quindi io sono veramente scioccato da questi fatti e non mi so dare una spiegazione, non riesco a capire cosa parta dentro la testa di questi ragazzi per arrivare a fare cose di questo genere a quell'età. Io, ripeto, sono scioccato. La colpa è dei genitori, non solo di loro probabilmente, ma sicuramente i genitori hanno una grossa responsabilità in questo senso. Come ci saluta professor Vitti? Ma io come vi posso salutare? Io diciamo che la speranza, per quanto riguarda il mio settore, la speranza che la ricerca scientifica abbatta notevolmente quelle che sono oggi le sconfitte della medicina. Oggi noi siamo arrivati ad avere una guarigione attorno all'80% dei bambini malati, ma ci sono delle malattie di tumori, in forme di tumore, che forse abbiamo già raggiunto oltre il 90% e magari altri invece non siamo ancora al 50%. Quindi la ricerca scientifica è fondamentale, anche qui l'Europa dovrebbe unire le forze, perché l'unica che lo può fare è un'Europa con 29-27 nazioni che, mettendo ognuno qualcosa, possono fare grandi cose. Grazie. Secondo problema, il problema economico del Paese. Il problema economico del Paese è sicuramente, noi siamo in una fase preoccupante, secondo me, al di là della guerra, siamo in una fase preoccupante perché è vero che crescono gli occupati, ma gli occupati sono pagati poco, soprattutto nelle grandi città, dove ormai una città come Roma lei non trova un appartamento scadente a meno di 800-900 euro al mese. Guardi che siamo anche qua ormai su quella linea là, professor Vitti. Guardi che ci siamo anche noi. Guadagna 1.500 euro, ma 1.000 li spende per la casa, insomma lei lo capisce che rimane talmente poco che quindi pensare a fare le spese e quindi muovere l'economia è veramente difficile. Quindi si parlava prima, l'economia è diffusa, certo non sono i pochi ricchi che comprando bottiglie di spumante a prezzo da 100-200 euro a bottiglia fa l'economia. L'economia la fa il cittadino normale, i milioni di cittadini normali che vanno a fare la spesa, che comprano, che vanno in vacanza e che fanno le cose. E se quelli hanno sempre meno disponibilità, le spese sono sempre meno e i prodotti saranno sempre più scadenti, quelli che va a scegliere. Grazie veramente, salutiamo e ringraziamo il professor Paolo Vitti, presidente dei genitori di bambini oncologici, che dà la possibilità
di avere anche un appoggio con questa associazione quando questi bambini si ammalano. Veramente grazie professor Viti. Sentiamo Presidente, grazie Paolo Marcon come ci saluta. Ma con un cenno di speranza anche da parte mia, nel senso che bisogna essere ottimisti nella vita per affrontare le cose con un po' più di leggerezza. Certo, mi ha toccato il tasto che ho toccato anche io prima, bisogna pensare in grande, cioè pensare che sia l'Europa a intervenire su certe cose, altrimenti come Stato italiano, come governo italiano, al di là che sia di destra e di sinistra, non credo possano intervenire e fare tante altre cose. Dal punto di vista dell'artigiano, la nostra federazione sta cercando di tornare vicino ai giovani, far capire che il nostro mestiere è importante, perché secondo me l'Italia comunque deve rimanere un paese con una forte attenzione alla fantasia, alla moda, alla praticità, perché se ci confrontiamo con altri paesi mondiali tipo la Cina non saremo mai competitivi sulle cose standardizzate. Dobbiamo sempre mettere in moto la nostra fantasia, la nostra bravura nel saper fare, che ne abbiamo da vendere. Perciò bisogna puntare su quello. Bisogna anche economicamente che ci mettiamo nel nostro come azienda a tenere qua i nostri ragazzi, perché io non sono proprio vecchio, diciamo così, però i ragazzi sono quelli di 20 anni, 25, che hanno delle capacità infinite quando li metti all'opera e quando riesci a tirargli fuori un po' il coraggio. E non voglio ripetermi, ma credetemi che il grosso dei problemi è la fase genitoriale, che non li lascia, gli tarpa le ali e li continua a tenere sotto le campane di vetro. Quando io vedo dei giovani ventenni che vanno a colloquio di lavoro con i genitori, mi chiedo se questa possa essere una cosa possibile. Dovrebbero vietarlo, perché voglio dargli una responsabilità, lascialo vivere, questo ragazzo deve anche sbagliare per imparare, se no non imparerà mai. Grazie veramente, grazie anche al Presidente Paolo Marcon, Presidente Confartigianato, impresa Marca Trevigiana, di essere stato con noi. Grazie, grazie, pubblicità. Allora abbiamo con noi questa mattina Michele Favero, segretario Indipendenza Veneta, sentiremo cosa ci racconterà questo cambiamento regionale, quest'aria fresca che è arrivata. Bisognerà vedere se poi quest'aria continuerà a essere fresca, se lasceranno lavorare questo Presidente. Ecco, come vede la situazione Favero? Beh, l'aria è fresca, innanzitutto grazie e buongiorno a tutti, grazie del tuo invito. L'aria fresca c'è perché ci sono due indipendentisti, Alessio Morosin e Davide Lovatte, che stanno facendo un grande lavoro. Però vedo che hanno delle difficoltà, a parte il fatto che Alessio è in maggioranza mentre Davide è in un gruppo di opposizione, insomma, con Resistere Veneto. Ma stanno facendo un grande lavoro perché stanno portando avanti i temi che noi portiamo avanti da 15 anni, parlando di cose concrete, non di banalità. Sentire la giunta regionale o anche insomma, la maggioranza, no? E con l'opposizione, perdonatemi, italiana, che fanno i bisticci per 2 milioni di euro, per 3 milioni di euro, dimenticando che il Veneto ha un residuo fiscale mediamente di 13 miliardi l'anno, o se vogliamo essere precisi, e non lo dice il segretario Indipendenza Veneta, ma due autorevoli tributaristi come Stevanato e Giovanardi, il Veneto ha lasciato nelle casse italiane, dopo aver già avuto, diciamo così, i servizi dello Stato italiano, cioè in più, dal 2001 al 2017 253,6 miliardi di euro. Che si facciano i bisticci, c'erano anche due bravi ragazzi, ad esempio la Ostanel e anche Cunegato, che fanno delle analisi che sono condivisibili, ma dimenticano il malloppo grosso. A me non me ne frega niente, come se continuassero a dire no, a una persona malata di tumore, guarda adesso ti do l'aspirina così curi il raffreddore. Non me ne frega niente del raffreddore se sto morendo di cancro. Volete capirla, ragazzi dell'opposizione? Allora impegnatevi assieme alla maggioranza, sarebbe una cosa straordinaria, perché il Veneto abbia finalmente una vera, so che voi
purtroppo non ci sentite dalla parte dell'indipendenza, ma almeno un'autonomia vera, che non è quella farlocca delle 23 materie senza risorse, ma impegnatevi veramente, non per dire abbiamo bisogno dei 3 milioni di euro per fare le strade nuove, per avere più treni, eccetera, eccetera. Noi abbiamo un residuo fiscale di 13 miliardi, 35 milioni di euro al giorno. Al giorno. Lo sapete Veneti quanti soldi sono? Fate un po' di conti. Perché ogni volta che sento dire queste cose qua, veramente mi trovo in imbarazzo, capito? Cioè, è una cosa che non riesco a tollerare. I veneti dovrebbero essere in piazza dalla mattina alla sera e dire non paghiamo più un euro a sto Stato qua. E come dico sempre, agenzia delle entrate da una parte, agenzia delle uscite dall'altra. Voglio vedere dove vanno a finire i miei soldi. Ti do 100 euro, fammi vedere dove vanno a finire. Ma io lo dico tutte le mattine che la trasparenza dovrebbe essere sovrana. Invece noi non sappiamo mai, ecco, quanti soldi entrano e quanti soldi escono e come fanno. Questa mattina però io ho avuto anche il presidente della Confartigianato Marca Trevigiana, Paolo Marcon, il quale è molto preoccupato perché c'è veramente un problema di costi che riguardano poi automaticamente si ripercuotono sulle famiglie, che sono astronomici. Parlavamo del caro carburante, ma non solo, e specialmente ecco, di queste bollette che saranno impazzite. Ma chi è che può fermare questo? Perché alla fine c'è sempre la parola speculazione, e siccome la parola speculazione ha anche dei nomi e cognomi, però nessuno vuole dirli e nessuno vuole colpirli. Allora non possiamo sempre dare la colpa alle guerre perché i prezzi aumentano. Qui c'è qualcuno in Italia, specialmente in Italia, che fa il furbo, e non mi sembra che nessun partito si prenda la briga e l'onere di capire chi sono i furbi, siccome non sono neanche tanti, sono anche pochi, di capire chi sono e perché fanno questo e perché glielo lasciano fare, perché poi si ripercuotono sulle fragilità che sono le nostre famiglie. L'ho detto io questa mattina, sono andata al Banco Solidale prima di arrivare qua perché oggi festeggiamo il 16° anno, 16 complimenti, anni. Complimenti, tu sei l'unica che fa solidarietà vera. Beh no, ce ne sono altri. Pochi. Io ho sempre detto che tu dovresti essere l'assessore al sociale del Veneto, non già importa, senza essere eletta, nominata subito. Però quello che ho visto stamattina era la coda di queste persone per bene, perché non abbiamo né delinquenti né barboni, abbiamo persone per bene che sono quelli che lavorano, che non ce la fanno purtroppo, i nostri pensionati, e veramente sapete per me è una stretta al cuore. Oggi faremo un grande brindisi, una grande festa, perché pensate che l'unico banco alimentare all'interno di un ente pubblico in Italia, e per me e per i volontari veramente è una cosa che veramente ci commuove a volte, vedere anche le persone come si rivolgono, questi biglietti che leggo a fine anno, sono le persone per bene. Io devo dire la verità, Favero, che io faccio fatica a capire ma cosa è successo al nostro paese, cosa ha fatto la politica, perché non ne siamo sempre è colpa vostra che avete votato, è colpa vostra, no. Noi non abbiamo colpa, purtroppo la politica è stata miope, incompetente e ha ridotto questo grande paese penultimo nella lista. Prego. Ma hai fatto una sintesi perfetta. Innanzitutto ancora complimenti a te e a tutto il tuo gruppo perché fate qualcosa di straordinario. Hai fatto una sintesi perfetta, incompetenti, io aggiungo inadeguati, che poi non hanno saputo guardare oltre al proprio tornaconto personale. Questi sono i politici di oggi e li abbiamo soprattutto direi in Veneto. Basti vedere gli ultimi 15 anni dove c'è qualcuno che esalta sempre le solite cose, tranne che il prosecco non abbiamo avuto niente. Ti dobbiamo pagare anche circa 25 milioni di euro per la Pedemontana, che tu la prenda o meno, perché hanno fatto un contratto che neanche mio figlio che ha 8 anni farebbe. Sai, siccome si parla sempre di responsabilità dei magistrati, quando è che mettiamo la responsabilità dei politici? E quando fai una scelta sbagliata e firmi un contratto capestro, paghi di tasca tua. E sarebbe ora anche di fare questo, no? Perché è inutile dire bravo, bravo, bravo. Bravo di che? Perché adesso dobbiamo destinare questi soldi
per questo gap enorme che avrà sempre e forse anche maggiore, diciamo così, più passano gli anni maggiore sarà anche il buco che arriverà, visto anche quello che sta succedendo adesso con le fonti energetiche. Poi sai, di colpevoli ce ne sono tanti, ma in questa finta economia di mercato, che di fatto non è, specialmente in Italia, ci sono due aziende che fanno utili enormi, che sono Enel ed Eni. Perché nessuno ha il coraggio di dire: signori, sti soldini qua li mettete a disposizione delle piccole aziende, delle famiglie meno abbienti che non riescono a pagare più? Perché negli ultimi 10 anni io sentivo sempre dire, no, sai, il vecchio mantra italiano, il metano ti dà una mano. No, ti dà un cazzotto, ma forte anche. Altro che mano, e così via. Ma con il passaggio adesso all'economia green avremo l'energia che costerà sempre meno. Io la bolletta l'ho sempre vista aumentare. Tu ti sei mai accorta che un giorno ti dico: guardi, signora Mirella, la bolletta quest'anno costa il 50% in meno? Mai visto. E non so allora se vivo nello stesso paese dove vivono dei politici inadeguati e, come hai detto giustamente tu, incompetenti, che fanno i soldi. Il canone all'interno della bolletta. Brava. Hanno fatto i soldi sulle spalle della gente. E poi si meravigliano e dicono: ma noi abbiamo poi, sai, il potere di esercitare pressione su Eni ed Enel. De che? Si sono distribuiti utili agli azionisti di Eni ed Enel, oltre che allo Stato. E lo Stato ci guadagna quando ovviamente alza il prezzo e aumenta l'IVA. Dobbiamo correre. Sì. Ieri si parlava di partecipate, perché noi sentiamo sempre partecipate, però che se qualcuno ci spiegasse cosa sono, cosa fanno e che introiti hanno, perché noi abbiamo sentito delle cifre pazzesche, ecco, soprattutto di stipendi e soprattutto la politica, che ognuno ha un pezzetto di partecipata. Alla fine vogliamo capire chi sono e cosa servono queste partecipate, perché veramente sono soldi che dovrebbero essere destinati alla comunità. Sai, la sintesi migliore di partecipata in Veneto come in Italia, ma anche in Veneto, è stipendifici. Quando uno viene in qualche modo, si dice, trombato dalla politica, trova il posto nella partecipata, magari con stipendi ancora più alti. Perché visto che per, ovviamente, statuto non possono fare utili, prendo un nome a caso, ETRA, allora assumono persone, magari dirigenti o presidenti, danno uno stipendio estremamente importante e dividono così, perché tanto è una spesa, mica è l'utile. E noi li paghiamo sempre di più. Paghiamo ormai i rifiuti come, non so, come fossero oro addirittura, no? Perché in Germania, mi diceva un mio amico che costruisce macchine per lo smaltimento dei rifiuti, quando vai a portare una bottiglia di vetro, la macchinetta ti dà dei soldi, non so quanti centesimi di euro. Noi invece smaltiamo tutto e in più ci arriva la bolletta ogni anno sempre più alta. Grazie all'Italia, grazie anche al Veneto, per questi stipendifici. No, una parola non è proprio, diciamo così, un neologismo, è estremamente in voga da tanti anni. I trombati della politica hanno trovato la riserva. Una volta erano le province a ente parassitario, esatto. Che metteva all'interno tutte queste persone che erano state trombate dalla politica. Brava. Adesso abbiamo allora le partecipate. Abbiamo le partecipate. Almeno abbiamo capito come funziona. E cresceranno sempre di più. Sì, perché per statuto non possono mica fare utili. No, guai a noi. Gli utili vengono distribuiti in modo equo tra dirigenti e politici, presidenti e cariche pubbliche. Eppure c'è una guerra tra sindaci con queste partecipate, come mai? Ma c'è la guerra tra sindaci perché è una guerra, una finta guerra, perché fanno finta di volere il bene del popolo, alla fine poi si tratta semplicemente di poltrone. Non vedi qua, sono andati avanti non so quanti anni per decidere la carica adesso anche dell'ente del consorzio per l'agricoltura, che mi sfugge il nome esatto. Allora, perché solo per interessi e basta, ma non c'è il senso della comunità, è stato smarrito, di fare politica per il bene della collettività, è stato smarrito, perché altrimenti quando una persona ha fatto 2 mandati in regione dovrebbe dire: signori, ho fatto la mia parte. Diceva anche l'ex presidente Zaia che bastavano 2 mandati. Brava, lo diceva anche uno che adesso è il terzo
mandato in consiglio regionale e quando era consigliere nel comune di Padova diceva massimo 2 mandati. Adesso si candiderà anche a sindaco di Padova, ma non faccio nomi. L'abbiamo capito. Un'altra cosa che volevo capire è anche chi sono questi veneti, perché si parla tanto di indipendenza, però alla fine i voti fanno fatica ad arrivare. Come mai? Ma innanzitutto manca l'informazione, perché io devo ringraziare Rete Veneta e pochissime altre televisioni locali che ci danno spazio e noi possiamo informare i veneti, ma le TV nazionali, sai, noi siamo dei nemici e guai poi a toccare anche dei simboli italiani, se guardi il sottoscritto, che ho osato attaccare qualcuno sulla prima guerra mondiale, apriti cielo. Io sono stato querelato in modo molto pesante. Non si Abbiamo può Belluno in linea, aspetta nessuno. Favero, se non mi cade la Prego. linea, chi è in linea? Sono Mario dalla provincia di Belluno, buongiorno. Buongiorno Mario, prego. Sì, io volevo cogliere l'occasione per abbattere il ferro finché è caldo, perché non sempre ci sia l'occasione di interagire nel merito di qualcosa che stiate trattando. E, nello specifico che poi accade spesso che sì, da una parte diciamo che voi che calcate il palcoscenico di Sveglia Veneti siete molto zelanti nel difendere i diritti degli ultimi, di quelli che rimangono indietro, e per questo si possa apprezzarvi. Però dall'altra poi sì, soluzioni anche ne trovate, eccetera, il banco solidale, eccetera. Però spesso e volentieri delegate la patata bollente, diciamo, ai politici. E allora, se fate questo, vi chiedo a noi che stiamo dall'altra parte dello schermo, per trovare una soluzione ci offrite il telefono, mi sembra un po' riduttivo, perché al telefono, cioè, di fare qualcosa, di cambiare un mondo che voi stessi delegate la patata bollente ai politici, allora noi come possiamo al telefono? Altresì bisogna dire che nel network, diciamo, del quale fate parte anche voi, c'è una trasmissione che si chiama Focus, che ultimamente ha permesso anche a noi dall'altra parte dello schermo di accedere diciamo, ai vostri studi per dire la nostra. E quindi è una cosa, non so se lei ne sappia, è una cosa innovativa che io ho apprezzato, ho colto anche l'occasione e sono potuto accedere altresì a una trasmissione di Focus. E mi chiedevo se anche voi forse di Sveglia Veneti foste disponibili per fare questo, insomma, perché il telefono sinceramente mi pare un po' così, ecco, un po' poco. Grazie Mario per darmi l'opportunità anche di spiegare. Allora, questa trasmissione, penso che ormai abbiamo 16 anni di banco alimentare, forse ne abbiamo di più come Sveglia Veneti. Qual è il problema? Che noi dobbiamo dare spazio a tutti, Mario, e naturalmente le persone, specialmente i più fragili, hanno anche difficoltà a venire in trasmissione, però usano il telefono, e se non usano il telefono ascoltano, perché i numeri li abbiamo tutti. Il problema che tu dici non è un problema, perché tu basta che ti fai sentire, ti fai il numero e puoi venire tranquillamente a Sveglia Veneti, come fanno da altre parti. Io lo so perché sono qua, lavoro a fianco dei Bacciali, questo è lo studio anche del dottor Bacciali dove tu mi vedi, e perciò non è un problema. Il problema che non riesco a capire è chi sei, perché non ho capito se sei un politico, perché anche tu ti nascondi dietro un qualcosa. Sono Mario da Belluno, anche a me sono Mirella da Treviso, però tu vedi chi sono, cosa faccio, e l'hai detto anche tu. Ma tu chi sei veramente, Mario da Belluno? Perché tu dici la politica, è come se desse fastidio, ecco, di chiedere alla politica di dare risposte. Ma a chi le devo chiedere le risposte, Mario? A te? A chi? Ma perché non ho capito. Per risolvere i problemi che io ho e che vivo quotidianamente, a chi mi devo rivolgere? Ai sindaci? I sindaci non sono politici, anche se dicono lista civica, ma poi alla fine sono politici. A chi è che mi devo rivolgere secondo te per risolvere i problemi? Alla persona che è in coda questa mattina, che aspetta alla borsa della spesa? Non possiamo parlare, non è vero che non potete parlare, non potete intervenire. Abbiamo non solo Focus ma anche altre trasmissioni dove potete partecipare. Fatevi avanti così vi conosciamo anche chi siete. Lasciami il tuo nome, cognome, indirizzo e io ti invito tranquillamente.
Detto questo, sentiamo anche cosa ne pensa Favero, il problema della politica. A chi dobbiamo rivolgerci se non alla politica? No. Sono loro nella stanza dei bottoni, sono loro che destinano i soldi, sono loro che fanno le leggi nel bene e nel male, poi con le proprie riflessioni. Prego. Assolutamente, questo è il compito della politica, quello di sapere distribuire le risorse. Usiamo sempre il condizionale. Poi i fatti che vediamo purtroppo è un disastro, perché non sono riusciti a fare nulla. Se pensiamo che questo, io sono il segretario di Indipendenza Veneta e mi batto per il Veneto, ma la penisola italiana è il posto più bello del mondo? L'Italia è sicuramente anche il se paese... è molto fragile, che l'abbiamo visto ieri. Molto fragile, però tu guarda quello che abbiamo, le nostre biodiversità, i mari che abbiamo, la capacità anche di innovare, la capacità di inventarci delle cose straordinarie, ma dalla moda al mobile, alla lavorazione anche dell'acciaio. Cioè, noi abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Purtroppo abbiamo la peggior classe politica e dirigente del mondo, perché questo paese è frenato dai tecnocrati. Guarda, io ho visto da poco, l'ho appena pubblicato su Facebook, un post, faccio per dirti, no, di Ettore Beggiato, che ha ammesso, che è un grande scrittore veneto e uno che ha svelato molte verità ai veneti, ad esempio sul plebiscito truffa di quando siamo stati annessi all'Italia nel 1866. Ha fatto una foto di una targhetta di un teatro a Feltre, che in origine, e dovrebbe essere ancora, Teatro della Sena, cioè della scena, se vogliamo italianizzarlo. Lo sai cosa hanno fatto i grandi esperti burocrati? Teatro della Senna, pur di italianizzarlo, hai capito? Hanno dato il nome del fiume che attraversa Parigi, quasi per farci ricordare ancora quell'infame di Bonaparte. No, ma per dirti, no. Allora, sto funzionario qua, io lo prenderei per le orecchie e gli farei pagare non solo la targhetta, ma una multa pesante. Perché ti dico questo? Perché avevo una cliente a Padova e faceva, un'artista straordinaria, faceva parrucche per le donne che subivano la chemioterapia, tu sai che si perdono i capelli. Ha preso una multa di non so quante centinaia di euro, rammento ancora, perché non aveva scritto fuori dal negozio l'orario di chiusura della pausa pomeridiana. E allora tu, burocrate incapace, metti una multa senza neanche avvisare, no? Perché non si può avvisare. Le piccole aziende bisogna bersagliarle, ucciderle, distruggerle, multa perché non hai messo l'orario. Però il burocrate, il funzionario buono a nulla, cialtrone e incapace, che ha scritto Teatro della Senna, quello lo lasciamo correre. No, ma sono 20 anni che è là, sta roba. Ma vedi la mancanza di rispetto, anche sta roba mi fa incazzare. Senti, qualcuno dirà ci sono cose più importanti. Perché siamo quasi in chiusura. Ma non pensi che la politica ha delegato troppo anche i dirigenti? Cioè questi dirigenti, non tutti per carità, dirigenti pubblici che si sentono qualcuno il padrone del mondo, cioè un'arroganza verso la persona invece che ha bisogno di risposte e di ascolto. Non pensi che la politica ha fatto questo perché era impreparata, non era competente rispetto alle materie che doveva trattare e aveva bisogno del dirigente, che poi si formano i clan, si formano delle cose pazzesche. Prego. Bravissima. La politica mantiene i burocrati e i burocrati sostengono i politici per un tornaconto personale e si chiude il cerchio. Allora il politico incompetente che non ha fatto nessun tipo di studi si siede sulla poltrona, arriva l'utenza, diciamo così, il popolo che chiede cosa si può fare. Aspetta che domando al dirigente, perché questa è la risposta che hanno purtroppo 9 politici su 10, anche veneti, anche veneti. E allora si alzano gli stipendi a vicenda perché tanto, sai, io guadagno 13.000 euro al mese e tu non puoi mica guadagnare di meno. Il fatto è che basterebbe poco, si chiama spoil system, e cioè una volta che si cambia la politica, le elezioni, insomma, per quanto non siano proprio il massimo della democrazia, va su un'altra classe politica, benissimo, tutti i dirigenti a casa. Poi, se il politico che subentra dice questo dirigente comunque era bravo, me lo tengo ancora. Ma il problema è che non puoi neanche spostare, non li puoi neppure spostare. Funzionari e quant'altro. Aspetta che abbiamo Paolo da Mestre, vai Paolo. Buongiorno. Buongiorno Paolo.
Volevo solo fare una domanda diretta al signor Favero. Prego. Se era possibile. Prego. E volevo sapere se c'era qualcuno di dipendenza veneta che si partecipava alle elezioni del sindaco di Venezia. Allora, Paolo vuole sapere se c'è qualcuno di indipendenza veneta che partecipa alle elezioni prossime di Venezia per il sindaco. No, purtroppo non abbiamo nessuno, ma io ho cercato, devo dire con grandi sforzi, di formare un gruppo che sostenesse un sindaco credibile. Io so che c'è un candidato di Prima il Veneto, è una persona che gode della mia massima stima, e pensavo si potesse così dare come indipendentisti formare una coalizione per sostenerlo. Però anche qua, e qua faccio il mea culpa, noi indipendentisti non riusciamo a guardare un po' più in là. E riusciamo anche a dividere l'atomo. Questo è una grave colpa, e lo dico anche a me stesso, grave colpa, perché quando bisogna fare squadra bisognerebbe accantonare tutti i preconcetti, anche le divisioni e qualche diatriba che abbiamo avuto a livello personale, e dire chi è la persona più credibile. Oggi per me a Venezia sarebbe sicuramente Del Zotto di Prima il Veneto. Perché? Perché è una persona onesta, una persona preparata, che potrebbe fare benissimo il sindaco di Venezia, e che è proprio un veneziano, non uno portato da qualche altra parte ad essere il sindaco della nostra capitale, perché per me Venezia è la capitale del Veneto, non è una città qualsiasi, non è la città più bella del mondo. Perché, lo sai perché? Perché non si può fare una comparazione. Venezia è così bella che non può fare la gara con nessun'altra. Però oltre al nome, oltre che avere problemi enormi, e Favero, noi abbiamo bisogno anche a livello locale, si parlava prima appunto della competenza, di competenza. Certo. Perché tu devi amministrare una città importantissima, una città dove veramente le risorse che potrebbe avere sono tante. Il problema è che bisogna capire da che parte vuoi guardare. E qua non riusciamo a capire, perché noi vediamo candidati, ma chi sono questi candidati? Cosa hanno dato? Cosa hanno seminato? Perché noi abbiamo bisogno di competenza. Secondo te, Favero, è il momento veramente che la politica dovrebbe riflettere e capire che la competenza è fondamentale, se no ci ritroviamo col giro dell'oca, no? Il dirigente che non firma, il sindaco con le spalle al muro, che non può, perché se il dirigente non firma, certo. Ma le leggi che le hanno fatte il Parlamento, che vuol dire che si sente incompetente, perché se delega vuol dire che non è all'altezza. E soprattutto chi sono queste persone che si candidano? Non è possibile fare la lista di un sindaco e dopo trovarti assessori che non sono stati votati da nessuno, perché dall'alto delle segreterie è arrivato il nome che deve essere calato. Allora cosa serve la lista del sindaco? Facciamo il sindaco e dopo si fa la sua lista, perché ci sentiamo anche un po' presi in giro. Ma voi votate, certo che votiamo, ma poi, se poi le segreterie fanno quello che vogliono, tanto è vero che nessuno parla di cambiamento della legge elettorale. Prego, Favero. Vero, allora prima cosa, parlando di Venezia, divisione era necessaria tra Venezia e Mestre, perché sono due realtà completamente diverse. Chi non ha capito questo ha capito niente di come va governata Venezia, e questo è fondamentale. Seconda cosa, purtroppo bisognerebbe fare un reset, dare grande responsabilità e, diciamo così, capacità di amministrare un sindaco, vuol dire dare risorse. Perché se io ti presento un bilancio dove hai già 100 euro di spesa, adesso semplifichiamo, no? In un bilancio di 100 euro, ti dico 99 sono già accantonati perché delle spese fisse che non si può fare a meno. E che sindaco sono? Cosa amministro? Amministro 1 euro su 100, ed è questo che capita. Noi dovremmo dare maggiore responsabilità ai sindaci, maggiore responsabilità alle comunità locali, con un obiettivo e un indirizzo che dovrebbe corrispondere al programma. Ma per fare questo bisogna essere seri e bisogna avere risorse, cosa che lo Stato italiano non permette, perché dal Veneto le risorse vengono drenate verso altre realtà. E questo è il problema, è il problema anche di Venezia. Come ci saluti, Favero? Vi saluto dicendo che serve maggiore sostegno alle persone che rispondono al territorio. Ricordatevi che fino a che
Continuerete a votare i partiti italiani, il Veneto resterà una mera provincia di Roma e dintorni e sparirà la nostra storia, sparirà la nostra cultura, sparirà la nostra lingua. E questo sta già avvenendo. E sarete voi responsabili, mi ci metto anch'io, ma io la mia parte la sto facendo. Grazie a Michele Favero, segretario di Indipendenza Veneta, di essere stato con noi. Grazie anche a voi. Adesso andiamo a vedere il vostro assegno a chi è andato. Mirella, che cosa ci fai seduta qui fuori? Sono seduta perché sto aspettando un'altra persona, oggi è giornata di Banco Solidale, che ha bisogno del nostro aiuto. Perciò adesso io sto aspettando Dino che arrivi, eccolo qua. Povero il mio Dino. Ciao Dino. Ciao caro. Ciao. Ciao caro. Allora, vieni qua con me, ci sediamo un po' Dino, raccontiamo un po', vieni qua. Allora, Dino purtroppo ha un male molto importante, è stato operato diverse volte, al mercoledì quando può viene al Banco Solidale perché con 440 euro di pensione non ce la fa a vivere, ha una compagna però non ce la fanno a vivere. Come ripeto, Dino è molto ammalato e lui ha chiesto aiuto alla Mirella. E allora noi siamo qua. Allora Dino purtroppo parla molto poco perché ha avuto questa operazione alla gola, perciò cercheremo di capire. Come stai? Stavo aspettando altri 2 interventi. Stai aspettando altri 2 interventi, sempre alla gola Dino? No. Un eurisma alla aorta? E un altro tumore alla vescica. Purtroppo il male ogni tanto si sveglia anche a quello, e se stasse a dormire una santa, chi che dovrebbe dormire si sveglia, chi che dovrebbe essere svegliato dorme, stiamo proprio bene. Allora Dino, mi ho cercato di spiegare un attimino la tua situazione, perché ti mi hai detto, Mirella, mi 440 euro non che faccio, mi per carità mi passa anche medicine e roba, ma ho bisogno anche di viva con mia compagna. Lavoro, vari in che stati che sono, mia compagna lavora quasi niente e mi devo viva. La mia compagna, 28 anni che si è iscritta in provincia, non era mai chiamata. 28 anni che si è iscritta in provincia e al ufficio collocamento di Semmo, col Ghiera, e non è stata mai chiamata una volta. Ecco, io voglio denunciare sta roba qua, perché dice, ma se è possibile che in 28 anni non sia una volta arrivata una telefonata per metterla in qualche posto, visto le condizioni che sono anche a me, ma guarda che hanno forza di lottare, io va sotto operazione come povero, come niente, ma a volte mi dice, Mirella, guarda che non se vediamo perché ho da operarmi. Ecco, è anche caldo e se è venuto su pian pianetto. Ascolta Dino, per te cosa vuol dire il Banco Solidale? Tutto per sì, bravissimi, specialmente di un grande aiuto a gente che ha bisogno. Ti saresti mai aspettato di trovare così tanti veneti che vengono a farsi a borsa di spesa? Dici perché ti te vedi qui oggi? No, davvero. Non ti saresti mai aspettato una situazione del genere? Perché sembra che noi altri aiutiamo i stranieri, quei colori diversi, che si digati quanti veneti che vengono qua. Che c'è tanti veneti come me che vengono qua. Che c'è tanti veneti come me che vengono qua. Ascolta, è ora Dino, noi altri, se non ti che ti facciamo tante domande, che mo pensare di date l'assegno a te sta settimana, perché so che te ha tanto bisogno di sto assegno, perché te ha diverse robe da pagare. E ora cosa è che te vuol dire Dino? Che sei dentro le staff a tutti quanti e sono contentissimo perché ti permetterà di respirare un fiammeio, anche se ti fa fatica, ma questo ti aiuterà una santa a respirare. Pensa che domani a boita del gas, a quarta rata. A quarta rata della boita del gas da pagare. È l'ultima periodo. E ora siamo arrivati giusti con questo assegno, caro Medina. Ecco, queste sono le nostre persone che bisogna assolutamente aiutare. Guarda Roberto, te gas a preparare le borse, dai che andiamo. Ciao Dino, ciao caro, ciao.